guarda un po' le cose che abbiamo presentato. Innanzitutto vi voglio anche comunicare che siamo in diretta Facebook, no? E registriamo comunque quello che diciamo, in modo tale che resti una traccia anche per chi non è presente. Quindi volevo comunque comunicarlo, è corretto che lo sappiate. E la serata di questa sera è stata promossa, diciamo, in seguito a fatti che ormai sono noti per chi abita qui. Abbiamo fatto anche un sit-in, sono relativi a delle azioni un po' pesanti che hanno subito alcuni nostri concittadini, vostri concittadini, la famiglia Viero. Riassumo rapidamente, è un passaggio un po' pesante con delle intimidazioni e delle azioni che sono di chiaro stampo mafioso, non si possono definire che così. Per questo abbiamo invitato questa sera il professor Renzo Bidotto, che è componente, il referente della Commissione regionale per il fenomeno mafioso, del Consiglio regionale, l'osservatorio regionale del fenomeno mafioso. In più è stato per un certo periodo anche consulente della Commissione nazionale antimafia. Mi sembra che ci sia una novità recente, vuole confermarcelo lei di persona? Questo doveva essere un segreto. La Presidente lo ha svelato, ha commesso una rivelazione del segreto professionale. Diciamo che è stato di recente nominato nuovamente quale consulente della Commissione nazionale antimafia, quindi è una delle persone che quantomeno su questo piano non ha bisogno di presentazioni, anche se io lo sottolineo, è un ruolo molto importante, soprattutto lui, cioè il professor Guidotto, ha un osservatorio privilegiato dal Veneto ed è in grado di descriverci le relazioni tra la mafia, diciamo quella più storica, quella più legata ai territori in cui si è radicata per prima, ma che ha delle propagini e dei ramificazioni, colonizzazioni solide e concrete anche nel nostro territorio veneto, e da qui penso che potrà fare un grande lavoro. Io per introdurre il tema di questa sera per voi, diciamo, ho preparato un breve video, o meglio non l'ho preparato, voglio farvelo vedere, dura pochi minuti, vi prego di fare silenzio perché spero che l'audio non dia problemi dal mio computer, lo vediamo qui, sì. È un video che ha preparato Marco Miglioni, lo ringraziamo perché fa una sintesi molto chiara di quello di cui vogliamo parlare questa sera. Il tema è legato all'infrastrutturazione del Veneto. È indubbio che esiste, diciamo, un terreno dissodato nel nostro territorio, soprattutto nel Veneto. Io l'ho scritto nella premessa a questo incontro e anche negli inviti che ho fatto girare. Tenete presente che ho invitato tutto il Consiglio regionale, anche il Presidente Zaia, e ho mandato inviti, diciamo, alle autorità, che alcune hanno declinato l'invito. La vicepresidenza mi ha detto che stasera non poteva essere tra noi, anche il Presidente Ciapetti e anche il Presidente Zaia. Il video, diciamo, è una gentile concessione che ci ha fatto Marco, che ha riassunto il sit-in che avevamo promosso alcune settimane fa, proprio per essere presenti e concreti sul territorio. Ve lo faccio vedere, poi farò una piccola premessa, poi andremo sul punto. No? Chiedo scusa. Perché non mi dà l'audio? Non abbiamo l'audio, è un strano però. Lui non esce con l'audio no, dovrebbe uscire da qua. C'è qualcuno che può aiutare perché non voglio essere. Prego. Prima andava però l'audio. Perché non hai attaccato? No, era attaccato. Ah sì. Perfetto, grazie, molto gentile. Ho toccato io quello di prima, si è fatto io la Di qua, non fare quello che non va bene, comunicavo a chi. Il computer è così. Posso fare io il controllo, posso mettermi qua a fotografare
l'amministrazione di quel paese. Ci hanno perduto dei soldi perché? Perché loro non lavorano in regola. Io non accettano mai di andare a dire a casa mia, delle mie proprietà, dei miei figli, dei miei nipotini. Non andrò mai via. Le macchine del concessionario incaricato di realizzare l'opera, la SIS, stanno scavando in due direzioni, verso Malo e verso Castelroberto. Il problema è che questo doppio fronte di scavo, come frazione di Pieve Lugana, non ci sarebbe mai dovuto essere. Tuttavia, a causa di due incidenti durante i lavori, di cui uno mortale, la società ha chiesto una deroga per poter proseguire gli scavi a partire dalla zona collocata fra i due punti di uscita del tunnel Malo-Castelroberto. E così ne ha fatto le spese questa piccola comunità che da anni vive in una zona di alto pregio naturalistico. Esplosioni, scavi, ruspe, anghi ripieni di camion da mattina e sera, in alcuni casi 24 ore su 24, hanno esasperato i residenti della zona, che l'avevano scelta per la sua tranquillità e per la bellezza dei suoi luoghi. Poi in maggio, da parte di ignoti, sono arrivate le minacce ad una delle famiglie che da mesi si batte contro il cantiere. Si tratta dei coniugi Viero, ovvero Chetti Nell'Ago ed Andrea Viero, e la comunità ha reagito. Sono stati usati metodi mafiosi, cioè se le forze dell'ordine non sono in grado di trovare qualcuno che taglia le gomme, che segue una persona, che sale in autobus e che la intimorisce, no? Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. E su questo Daia ci deve dare una risposta, non sparire. Eppure la sindaca Lain, che si permette di trincerarsi dietro la privacy. I residenti lamentano di non essere stati ascoltati dai carabinieri della zona, sebbene le denunce siano state presentate molto tempo fa. La diffidenza nei confronti delle istituzioni cresce, i timori si moltiplicano, l'angoscia rischia di mutarsi in sospetto. E purtroppo il sindaco e la nostra amministrazione, cara Di Maio, ci hanno lasciati da soli. Dov'è qua che c'è qualcuno che ci rappresenta adesso, in questo momento? C'è una riunione, no? Sono gente che vengono da fuori, da altri paesi, e qua non c'è nessuno che ci rappresenta. Poi c'è la vita di tutti i giorni, anche se le esplosioni notturne sono state sospese per via di una diffida dei legali dei residenti, c'è chi spiega che la loro esistenza è diventata un inferno. Il mio problema che ho da tempo è che non dormo mai la notte. Io ho anche ceduto e sono andata anche da una psicologa e da un'urologa per fargli dare, sostenere, per fargli dare una cura, ma purtroppo anche questa cura non fa effetto, perché io di notte sono svegliata dalle linee, dai rumori continui, da casini e non riesco a riposare. La mia vita è cambiata totalmente, non sono più serena e tranquilla. La mattina quando mi alzo sono stanca, stanchissima. Le forze dell'ordine non sono mica difese dai cittadini, difendono noi o quelli del cantiere. Basta. Come spiega Franco Tarapini, volto storico del movimento contro la pedemontana veneta e residente del luogo, è partita una iniziativa per monitorare i livelli di inquinamento dell'aria, inquinamento dovuto ai camion. Oggi noi abbiamo portato la famosa centralina, dopo lo vediamo dove, perché il ragionamento è che qua con i cantieri, le polveri eccetera cominciamo a fare delle misurazioni. Per di più si moltiplicano gli episodi che in ambito ambientale preoccupano i residenti. Di questo aspetto si sta occupando la magistratura vicentina e su questo fronte, fra l'altro, Giorgio Destro, legale del comitato dei residenti, promette battaglia. Per vero, la Regione Veneto, concedente dell'opera, spiega da tempo come i cantieri siano perfettamente in linea con le norme e ribadisce come il privato stia agendo in maniera ineccepibile. I comitati però non la pensano così, tant'è vero che hanno deciso di trovarsi per un'assemblea pubblica a San Domino di Malo e non è dato sapere se rappresentanti della giunta regionale o rappresentanti della giunta comunale saranno presenti per dare il proprio sostegno e il proprio appoggio alla popolazione locale.
vorrei entrare nel tema, no, che riguarda la presenza delle mafiose, dell'ambiente e delle infrastrutture, perché più volte questo tema è stato affrontato, in modo particolare se voi seguite il lavoro che ha fatto Marco, ne ha parlato lungamente e diffusamente nelle varie testate, l'ultima di cui è uno degli esponenti principali è Vicenza Today, ne abbiamo parlato ripetutamente, ne ha parlato ripetutamente. Uno degli episodi più singolari che riguarda Pedemontana è avvenuto in un resoconto di cui ha parlato Marco, in una serata organizzata a Montecchio in occasione della campagna per le amministrative. Il Movimento 5 Stelle si presenta in una sala ad Arte di Montecchio con il consigliere Perenzoni e l'avvocato Bortolotto, in più il consulente tecnico Basso, e parlano di una presenza inquietante di questa discarica famosa, avete visto magari il video, è diventato virale. Il punto però nodale di quell'incontro, Marco ne riporta per esteso la registrazione audio, quindi non ve la faccio sentire, andiamo via per le spicce, no? L'avvocato Bortolotto, che è avvocato di parte civile nel processo per gli inquinamenti dovuti da versamenti di sabbie di fonderia nella Valdastico Sud, riferisce con precisione la presenza in quel dibattimento di una serie di aziende, in particolare due aziende che sono riconducibili direttamente al fenomeno dell''ndrangheta. Queste due aziende hanno, però lui afferma, perché è negli atti giudiziari, già lavorato ad esempio nel primo tratto di Pedemontana Veneta, quello costruito dall'ANAS come variante di Montecchio della ex statale 246. Quel tratto è lungo 8,5 km. Bortolotto afferma con una certa sicurezza, citando anche un tester, perché riferisce le modalità con cui questi sversamenti si sono svolti in Valdastico Sud e anche nella terza corsia della 4, e lì siamo andati a guardare e a verificare. Se voi ci passate adesso non potete che accorgervi di quello che abbiamo notato noi: lo stesso tipo di materiale, lo stesso aspetto, la stessa forma, la stessa, diciamo, consistenza di queste sabbie nere, a un sottofondo di circa 50 cm. La consistenza vuol dire che se io misuro semplicemente l'estensione degli 8 km ho circa 120.000 metri cubi di queste sabbie nere che non possono che essere afferite a quel materiale che è stato ritrovato. Le aziende che hanno lavorato, in particolare due in quel tratto, sono le stesse che sono finite in due provvedimenti interdittivi. Una in particolare la cito perché ormai è quasi un caso di scuola, è la Grica di San Bonifacio dei Fratelli Grisi. I Fratelli Grisi sono assunti alle nostre cronache per un fatto di cronaca gravissimo, un regolamento dei conti in Calabria in cui due di loro vengono uccisi. Sono 4 fratelli, uno viene ferito e il terzo invece si salva. Se voi guardate il meccanismo, cioè il book, diciamo, nel sito di Grica, loro hanno lavorato nei raccordi e nelle opere speciali di quel tratto della ex statale 246, primi chilometri della tangenziale di Montecchio, primi chilometri dell'SPV. I cumuli sono codificati con un codice specifico molto generico, ma sono trattati come rifiuti molto, molto pericolosi e speciali. Abbiamo fatto delle foto, si può andare a vedere, i codici stanno lì, e sono i cumuli delle rampe demolite, quindi con il substrato che è stato trovato nelle rampe demolite dal concessionario Pedemontana. Questa presenza poi nel nostro territorio, che quindi annovera al 2003, quel cantiere è del 2003, sono opere fatte nel 2003, ma la terza corsia di A4 è stata fatta ancora prima, la Valdastico Sud successivamente. Nel territorio poi del Veneto, attraversato dalla Pedemontana, c'è un caso famosissimo che dimostra la colonizzazione della camorra nel nostro territorio e della gestione della discarica GE, fatti acclarati e giudicati anche, no? Con la infiltrazione della camorra nella gestione di quella discarica. Siamo ai primi anni 90. È un riferimento specifico a una famiglia di camorra napoletana che si è insediata nel territorio, ha gestito lo sversamento di quei rifiuti all'interno di una discarica di rifiuti civili. Quindi, e cito solo questi aspetti perché poi ve ne sono altri più complicati, ci addentriamo nei verbali o nelle relazioni di polizia. Quindi questo è per dire che noi non siamo di fronte a un'infiltrazione, a
C'è un fatto che però la cosa a noi deve preoccupare in modo particolare, ed è quello che abbiamo visto nel nostro video, no? Cioè l'assenza delle autorità civili. Guardate che trovo molto pesante questo aspetto, perché nell'amministrazione Di Malo sembrano non capire, no, che SIS a Palermo ha trattato con una certa sicumera, facilità, come se fosse una cosa semplice, normale da dire e da fare, con uno degli esponenti più importanti di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, o meglio, con i suoi emissari. Cosa faceva SIS a Palermo? SIS a Palermo costruiva la circolare ferroviaria che doveva collegare in un anello tutta la periferia con le zone del centro di Palermo, e ha trattato semplicemente la gestione del cantiere, in particolar modo quello di Brancaccio, ma ci sono le attività della procura antimafia e la cosa si è conclusa con il licenziamento di un direttore dei lavori e di un direttore di cantiere. Ma la questione non è finita lì, perché si è parlato di un sistema di relazioni mafiose di un quarto livello, di un quarto tipo, cioè in cui l'azienda, per garantirsi una continuità, ha trattato quasi fosse una cosa normale, non aveva subito probabilmente un ricatto aperto. C'è un fatto che però riguarda, perché ho citato questo passaggio? Perché anche lì stanno costruendo una galleria, e la galleria in particolare che attraversa il centro di Palermo è stata bloccata, la SIS si è ritirata e ha abbandonato quel cantiere. E è una notizia recente di questa primavera, fine dell'inverno, no? Il personale che era impiegato è stato assorbito in Pedemontana Veneta. Ci sono articoli dei sindacati, articoli di cronaca, c'è un rapporto molto particolare nella gestione dunque di questi cantieri. Perché ha abbandonato quel cantiere? In un contenzioso specialissimo con le Ferrovie dello Stato, in cui ognuno rivendica all'altro, accusa l'altro di aver sbagliato il progetto, la cantierizzazione del progetto, con dei livelli, diciamo, di interramento, di costruzione di questa galleria che sono stati sbagliati. Uno dà la colpa alle Ferrovie e uno dà la colpa alla SIS, però comunque il cantiere si è fermato e non hanno chiuso quel progetto. Questo per dire con chiarezza agli amministratori locali, che spero ci stiano ascoltando. Prima ho visto che nella diretta Facebook era collegato l'assessore Danieli, se tuttora lo salutiamo, perché è importante tenere presente questo, perché l'utilizzo di personale nei loro lavori, che è avvezzo, che è abituato insomma, il problema è che la modalità con cui si sono comportati in questo cantiere dovrebbe aver fatto avvizzare i capelli e le antenne, soprattutto agli amministratori pubblici, prima di tutto, nella gestione e nel rispetto delle regole. Guardate che questa cosa è gravissima che è accaduta, soprattutto questo brillamento. È passato come se fosse una cosa normale, che uno si trova qualche decina di chili di esplosivo e li brucia in cantiere perché non sa come trasportarli. Ma a parte le norme di sicurezza, ma c'è un livello gravissimo nella gestione della sicurezza in questo territorio, e quindi questo qua dovrebbe aver allarmato ancora di più l'amministrazione comunale ad essere presente sul territorio. Presente in mezzo a noi anche questa sera è una cosa, perché su questa base noi possiamo costruire una rete democratica che ci tuteli anche da chi pensa di poter fare l'alto e il basso. Cosa vuol dire l'alto e il basso? Che a me qualcuno ha raccontato, lo dico anche al professore, no? L'abitudine di questi signori, quando qualcuno li ha ripresi o fotografati, era quello di segnarsela, di venire a suonare i campanelli dicendo che non si poteva filmare. Invece non è vero, si può filmare un cantiere della pubblica via, a maggior ragione se mi crea un danno. Quel brillamento comunque ha violato anche una norma che è gravissima, quello sulla detenzione degli esplosivi, che prevede l'arresto. Cioè io devo portare in cantiere, a parte la sicurezza, no? E la cosa grave è che l'autorità di pubblica sicurezza, da quello che vi è stato raccontato, avrebbe detto che è una cosa normale. Secondo quello che ha scritto Marco nel giornale, in Vicenza Today Online, i vigili del fuoco sarebbero stati fermati nelle segnalazioni fatte proprio dall'autorità di pubblica sicurezza presente sul territorio. Altra sottovalutazione grave, perché vuol dire che quel cantiere ha disponibilità di esplosivo, no? Io starei molto attento, insomma, no? Ma non a noi, al cantiere sostanzialmente. Questo è un altro segnale pericoloso, perché ci espone, diciamo, non solo dal punto di vista politico ad essere isolati, no? E quindi essere più perseguibili, ma anche sul piano della sicurezza effettiva nella gestione di un cantiere. Guardate che se per un incidente quell'esplosivo fosse saltato per aria, non so che fine avremmo fatto, evidentemente, no? È una situazione molto grave di pericolo.
anche sulla capacità che questi hanno di gestire la sicurezza interna, no? Perché vuol dire che l'esplosivo è in mano a chiunque di fatto, no? O non è gestito in modo corretto. Voglio concludere questa mia premessa, no, sulle caratteristiche del cantiere, no? Perché evidentemente sappiamo tutti in che situazione si trova questo cantiere, però il punto delicato è che la situazione delle aziende probabilmente tirate sul prezzo in un modo che noi non conosciamo, ma che è evidente, che emerge dai fatti, no? Porta a volte, e abbiamo già verificato in alcune condizioni, a gestire questi cantieri al limite della sicurezza, al limite del consentito. E per cui se noi andiamo a fare le pulci su quel cantiere, in modo particolare di quello che è accaduto nella gestione di quest'area, no? È evidente che andiamo a intaccare proprio il rapporto economico che c'è tra il subappaltatore e l'appaltatore o il contraente generale. Ed è questo il meccanismo che esaspera gli animi a volte anche nei rapporti tra i territori e la gestione di un cantiere. Questo l'abbiamo visto ripetutamente, si è visto, ricordo che il cantiere di Santomio, cioè la discenderia di Santomio e il primo camerone, è stato sequestrato per il decesso dell'operaio, ma il secondo sequestro, secondo il giornale di Vicenza, in particolare Diego Neri scrive che non ci sono le verifiche sull'uso corretto dei materiali e le certificazioni riguardo alla bulloneria, alle viterie, alle parti metalliche. Questo mi sembra poterlo dire senza smentita, e stiamo aspettando anche lì la chiusura delle indagini, eventualmente il rinvio a giudizio dei responsabili, no? Però anche lì, secondo me, stando al giornale di Vicenza, è una sottovalutazione grave, no? Nella gestione di questo cantiere, nei margini con cui questo cantiere vuole fare economia, o nei margini in cui vuole fare profitto. Questo è un punto delicatissimo, è evidente che se io gli blocco costantemente i flussi, qualcuno comincia a innervosirsi, e bisognerebbe andare a guardare chi lavora nel cantiere di Vallucana. I nomi li abbiamo visti, alcuni li sappiamo, li sapete anche voi, ma bisognerebbe cominciare ad andare a fare un attimo di radiografia a queste aziende. Allora adesso io vorrei dare la parola al professor Guidotto, ci organizziamo in modo tale che lui faccia un intervento e poi eventualmente l'ultima mezz'ora magari facciamo delle domande, in modo tale, o anche prima, insomma a seconda dei tempi che si dà, diciamo un'oretta, anche meno. Anche meno. Io ringrazio gli organizzatori, faccio presente che vivo in Veneto da 52 anni, perché magari qualcuno sentendomi parlare con questo accento può pensare che sono appena arrivato da Palermo o da Catania, no, 52 anni. Potrei anche parlare in dialetto non siciliano, dialetto veneto, ma farei ridere, quindi preferisco parlare in italiano. Allora io avevo preparato degli appunti, traendo lo spunto dall'enciclica di Papa Francesco Laudato Si', che praticamente invita al rispetto dell'ambiente, dal momento in cui perfino il Papa si è reso conto che un po' dappertutto ci sono delle iniziative sbagliate che inquinano l'ambiente, che rovinano l'ambiente, cioè danneggiano la natura, o meglio il creato. Laudato Si', d'altra parte, è una espressione dell'opera di San Francesco, Cantico delle creature, che parla proprio della creazione. Ovviamente l'enciclica non è chissà che cosa, un trattato di filosofia, l'enciclica è una, potrebbe essere chiamata circolare, che si capisce meglio, solo che purtroppo i preti vescovi e anche i papi usano questi termini difficili, per cui creano una certa questione di campo da parte della gente. È chiaro che il contenuto di questo documento papale per i credenti è un invito all'amore e al rispetto per la natura. Per chi invece crede prima di tutto a Dio Schero, non so insomma, che effetto farà questa enciclica, ammesso che la leggeranno. Si parla di mafia nell'ambiente e grandi opere, un po' dappertutto c'è la tendenza da parte delle organizzazioni mafiose a inserirsi negli appalti e nella realizzazione delle opere pubbliche. Il guaio è che la gente non è preparata
cioè non si rende conto della gravità di certe presenze. In che senso? Nel senso che ha sempre sottovalutato nel centro-nord il fenomeno mafioso o la mafia è sempre stata sottovalutata. Quando dico mafia intendo riferirmi a tutte le organizzazioni che seguono il modello operativo che una volta era esclusivo della mafia siciliana, che in realtà si chiama Cosa Nostra. Sottovalutazione in che senso? Io ho cominciato quando negli anni 70, nei primi anni 80 parlavo di mafia con le persone del posto, nella zona di Altimore o Castelfranco, dove ho abitato. Ecco, la gente rispondeva, la reazione della gente era molto semplice: mi non va a combattere perché altri. Si dice anche qua, allora ci sono colpe anche qua, colpe di sottovalutazioni, e che altri erano le popolazioni del sud vittime dell'intimidazione mafiosa giornaliera. Con questo non intendo difendere le popolazioni del sud, perché vero è che c'è stata l'intimidazione e c'è ancora, però è pure vero che ci sono iniziative da imitare, iniziative valide. Ecco, io non difendo affatto i meridionali quando magari si agitano perché ma dappertutto, no, si fa poco anche là, si fa poco anche là. Quindi prima erano le popolazioni, quando però sono stati notati mafiosi dietro la porta di casa quasi, allungare, siamo vicini a allungare poi, no? E la Riviera Aperica Era America, più sì, giù, a sud di Vicenza. più a sud, se io in geografia non ero bravo a scuola. Allora, a un certo punto allungare il 6 settembre del 1982 viene arrestato un soggetto presentato dai parenti residenti sul posto come un medico chirurgo in vacanza e girava per allungare i dintorni con più Mercedes, cioè una volta con una volta con un'altra, contemporaneamente, perché non aveva l'ubiquità di Sant'Antonio, e questa è una fortuna. Cambiava spesso. E questa è una fortuna. Allora viene arrestato questo signore a 100 metri dalla caserma dei carabinieri. Ci sono carabinieri? Io appartengo a una famiglia di carabinieri da 5 generazioni e quando non le vedo non mi piace, anche perché si parla di mafia. C'è stato il taglio di ruote, non solo qua, anche a Rosà, c'è stato qualche spedinamento con conseguenti denunce e i carabinieri non si fanno vidi. Sono arrivati i carabinieri mandati dalla procura, mandati dal ministro e non vengono nessuno dei carabinieri, manco un carabiniere semplice. Non è una cosa bella, sapete, perché significa che anche loro sottovalutano i rischi. Per rischio si intende un evento futuro ma incerto dal verificarsi del quale possono derivare danni alle persone o alle cose. Il rischio c'è sempre, perché santo Dio, se ci sono delle persone, questi lavoratori, questi dipendenti, che a un certo punto si mettono alla guida di un'auto o di un camion e si fermano davanti alla casa di persone che hanno partecipato a iniziative di protesta e si mettono là a fissarli con un certo atteggiamento, con una certa espressione del volto, oppure fanno così, questa è, se non è minaccia, è intimidazione forte, grave. E i carabinieri non vengono, non è che io abbia paura, altrimenti mi interesserei, io ho insegnato, sarei interessato di letteratura per l'infanzia, Pinocchio, tante cose da prendere. Biancaneve, Allora,
Io un insegnante, professore. Ecco, Insegnante di storia dell'arte e disegno in un liceo, ma insomma, potevo precario. fare il commercialista, avevo Ecco. insegnato economia aziendale, i miei coetanei No, ma e compagni di scuola in Sicilia mi dicono tu sì, cretino, grazie, perché potevi diventare... perché potevi fare il commercialista, avresti montato nell'oro, soprattutto al nord. Vabbè, è il discorso del Dio schievo e del Dio vero. Allora, ecco, questa è una sottovalutazione. Allora, arriva questo, viene arrestato questo signore a 100 metri dalla caserma dei Carabinieri. Era là da alcuni mesi a casa di parenti, arrestato dalla polizia. I poliziotti sono arrivati in borghese e hanno scavalcato il muretto di cinta dell'abitazione dove questo viveva. Allora ci sono state delle persone che hanno chiamato i carabinieri, ritenendo che fosse una rapina. Meno male che i carabinieri erano stati informati che era in corso questa operazione, perché in precedenza in provincia di Padova, a Piazzola sul Brenta, era successo un altro fatto, e cioè poliziotti della questura di Treviso dovevano fare un'operazione a Carmignano del Brenta, o Carmignano per Piazzola del Brenta. Allora erano andati là di notte in una zona e aspettavano che arrivassero queste persone da arrestare. A un certo punto si sente qualcuno che cammina e fanno halt. La persona che camminava ha detto pure halt e spara un colpo per intimidire. I poliziotti, sentendosi intimiditi, rispondono al colpo e uccidono il brigadiere dei carabinieri Scaidero, padre di famiglia. Ecco il coordinamento. Allungare il coordinamento c'è stato, meno male, e lo hanno arrestato. Era Giuseppe Madonia, numero 2 di Cosa Nostra, la mafia siciliana. Me lo ricordo perché quel giorno era domenica e allora il direttore del Gazzettino, Giorgio Lago, uno dei migliori direttori, abitava a Castelfranco, mi telefona e dice: lei lavora di domenica? Ho detto: beh, io lavoro di giorno e notte, insomma. Dice: ha qualcosa su Giuseppe Madonia? E io ho detto: però è Giuseppe Madonia, lei parla di Giuseppe Madonia, mi deve dare nome, cognome e nome e cognome della madre, perché esistono due Giuseppe Madonia, fu Francesco, con mamme diverse. Quindi se dice: allora mi vuole prendere in giro? Io dico: no, volevo sapere cosa. Guardi il televideo, perché non è che c'era Google ancora, no? Guardi il televideo, era quello di Gela, avevo materiale e avevo scoprì che il giudice Borsellino, che io avevo invitato più volte in Veneto, eravamo amici, ci ho filmato anche su Facebook, siamo a Bassano in una scuola, ecco, Borsellino aveva ascoltato un pentito e il pentito gli aveva detto: io assieme a Giuseppe Madonia e a un altro abbiamo alterato le buste per la partecipazione agli appalti, alle gare d'appalto, in modo tale da fare vincere amici nostri. Uno era Madonia, un altro era Angelo Sino, braccio destro di Totò Riina nel settore degli appalti. Angelo Sino, invece di... cioè, in che cosa consisteva il condizionamento delle gare d'appalto? Nel senso che invece di fare svolgere una gara normale, Angelo Sino creava un tavolino, ecco, anche negli atti giudiziari si parla di tavolino. A questo tavolo partecipavano imprenditori siciliani e anche della penisola e del nord e del nord-est. Per esempio c'erano i Becker di Udine,
e c'era i Vittadello di Padova erano rappresentati da un soggetto che si chiamava Alessandro Volta. Ecco, allora cosa facevano? Angelo Sino diceva la pignata soddisfa tutti, cioè ce n'è per tutti a parti, però dobbiamo agire in un certo modo, una volta uno, una volta ne prende uno, una volta ne prende altro, senza fare denunce, perché se c'è una sola denuncia salta tutto, e loro accettavano. Erano imprenditori siciliani, erano imprenditori della penisola, ce n'erano di Roma, ecco, questo era Il tavolino. Madonia numero 2 di Cosa Nostra. Ma come mai a 100 metri dei carabinieri questo qua stava là per alcuni mesi e i carabinieri non si erano accorti? Ora, ripeto, avendo avuto parenti, anche padre, fratello e cognato nei carabinieri, ho ascoltato gioie e dolori e ho sempre saputo una cosa molto semplice, che qualsiasi maresciallo o comandante di stazione appena si insedia, anche il meno dotato, per rendersi conto della situazione, per avere il polso della situazione, non deve fare altro che andare a comprare la frutta oppure il pane quando sa che nelle botteghe c'è poca gente, o meglio non c'è nessuno. Allora si ferma, la divisa, un po' di confidenza e diventa un confessore della gente, perché la gente si sfoga, è portata a sfogarsi con l'autorità, ma l'autorità si deve rendere credibile e si deve rendere credibile con quello che fa. Io non so qua come siano le cose, non vorrei che qualcuno pensasse che alludo a qualcuno, però insomma questa è la cosa. Andare dal barbiere, il barbiere è sempre stato un centro culturale anche un centro di indiscrezioni. Il barbiere fa sempre di tutti e quindi ecco, eppure è arrivata la polizia per arrestare Madonia. Ecco, dicevo la reazione della gente, ma la gente aveva telefonato, anzi le signore anziane tornando dalla messa, vedendo questi qua che si arrampicavano sul muretto, hanno guardato le macchine, dice ma cosa c'è stato? Un battesimo? Poi sui giornali è apparsa la notizia che Madonia aveva in tasca, quando è stato arrestato, soldi, anche marchi tedeschi, siamo nel 92, e santini. Soldi e santini. Cosa sei? Un sacrestano che dà a rubare la cassetta delle elemosine? Ha detto cosa? Ma è scritto sui giornali, su più giornali, quindi non è stato un caso, è stata una cosa vera. Ecco, questo ha denotato la sottovalutazione. E allora dicevo che quando i mafiosi non circolavano per il Veneto, si diceva meno non combattere perché gli altri erano le popolazioni del sud. Quando sono arrivati dietro la porta, gli altri sono diventati le forze dell'ordine e della magistratura. Compito loro. È una convinzione diffusa che ci devono pensare soltanto magistrati, forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza. Non è così, questo è stato l'errore madornale storico che ha comportato due gravissime conseguenze. Il maggior numero di vittime di mafia è sempre stato registrato in queste due categorie di servitori dello Stato e le mafie, invece di essere frenate, si sono sviluppate sempre più nelle zone d'origine e poi hanno avuto un processo di espansione in regioni in cui una volta non erano presenti, quindi nella penisola, nel centro-nord.
Questa è la realtà, il che significa che l'azione delle forze dell'ordine e della magistratura non è sufficiente. Ci vuole la possibilità di aggredire il mostro assassino lungo tutti i versanti. Cioè, allora, bisognerebbe dire che cos'è la mafia, che cos'è la mafia, che bisognerebbe dire, espongo in modo disordinato, so dei flash così. La gente poi ha cominciato a parlare di infiltrazioni. La settimana scorsa il procuratore distrettuale antimafia di Venezia ha parlato invece di radicamenti. Prima si parlava al massimo di insediamenti. Qual è la differenza tra l'insediamento e il radicamento? L'insediamento viene da sedia, uno si alza, si siede, come facevo io, si alza, si muove, ha relazioni, però può anche togliere il disturbo, tornare al paesello. Radicamento significa mettere le radici e poi c'è il fusto, la frutta, proliferazione. Ecco, il procuratore antimafia ha parlato di radicamento e di sottovalutazione anche da parte della magistratura. Quindi insediamento e radicamento attraverso che cosa? Attraverso le infiltrazioni, parola alla quale la gente attribuisce un significato incompleto, quindi parziale, quindi riduttivo e quindi fuorviante, perché la gente pensa che la parola infiltrazione significa soltanto arrivo da fuori del territorio regionale di soggetti o gruppi mafiosi. Non è così. Per penetrazione, se si guarda il significato nei vocabolari della lingua italiana, si legge che per infiltrazione si intende la penetrazione lenta e continua di un liquido in un corpo solido. Ma si insegna a scuola media in tecnologia questo. Per penetrare il liquido ha bisogno di un corpo sì solido ma poroso. Vediamo noi tracce di umidità in questa sala, non ne vedo, significa che è stata impermeabilizzata e l'acqua non arriva. Ora, se io esco con la giacchetta, avevo portato le giacchette eleganti, poi c'è stata la pioggia, me la posso togliere? Sì, se è a caldo magari, perché qui siamo isolati acusticamente perché è una sala cinema anche, però fa caldo diciamo. E vabbè, ma fuori per capire quello che dico io, per non interpretare il tradurlo. Allora, se io esco con questa giacchetta che è porosa, mi zuppo d'acqua, se esco con questa qua che è impermeabile, non c'è penetrazione. E allora significa che bisogna andare alla ricerca di questi pori che rendono permeabile il corpo solido, che può essere un corpo sociale o un sistema economico. E da che cosa è dato questi poli, da cosa sono costituiti? Sono costituiti, allora, faccio dei flash. Il giudice Borsellino al mio fianco nel maggio del 90 a Castelfranco, alla domanda di una ragazza di cosa dobbiamo preoccuparci noi oggi qui in Veneto e al nord, rispose subito della corruzione, perché la corruzione è l'anticamera della mafia, perché se c'è un imprenditore mafioso che vuole riciclare o investire soldi al nord o ottenere appalti, non può che rivolgersi
a un politico o a un amministratore corrotto perché sa che ha già manifestato una certa inclinazione a delinquere. Corruzione significa che quando uno parla di corruzione nel linguaggio comune intende riferirsi non al reato specifico della corruzione, ma a una serie di reati. La corruzione, la concussione che è più grave, l'abuso d'ufficio a scopo patrimoniale, gli interessi privati in atto d'ufficio e via Rischieri. Mi fermo qua perché... No, però noi siamo di fronte a un territorio, no, che No, diciamo è dissodato da questo punto di vista. Sì, ma c'è in pubblico un avvocato che se sbaglia una cosa... Stiamo facendo una lezione di... Come concetto? No. Allora, sì. Allora non è un'interrogazione. sì. Allora questa era una delle condizioni. Poi un altro flash. La corruzione. Corruzione a Venezia, per via del scandalo Mose, sono scattate manette, eccetera, per corruzione, diciamo. Però quando c'è stato il primo verdetto, la prima sentenza, che conteneva anche delle prescrizioni e condanne piuttosto lievi, i cittadini veneziani hanno preparato dei tendoni, come si chiama? Striscioni che hanno messo lungo la riva degli Schiavoni, di fronte quindi all'isola di San Giorgio, e c'era scritto: a Venezia la mafia si chiama Mose. Non era mafia, che non è che bisogna generalizzare. Oltre alla mafia che svolge attività illegali collegate ai pubblici poteri e che usa violenza, c'è anche la cultura mafiosa, che è molto più diffusa di quanto si possa pensare. Se do io una definizione di cultura mafiosa, la gente può dire: beh, bravo questo professore, sensibile, sembra che sia sincero, no? Sì. Ma è sempre un professore, uno che ha a che fare con i poteri, con le cose, no? Cito allora sempre la definizione data dal cardinale di Palermo Salvatore Pappalardo. La cultura mafiosa è clientelismo e favoritismo insieme. Credersi sicuri perché protetti da un amico, da un gruppo di persone che contano, e quindi essere in grado di calpestare impunemente la legge. Un applauso alla memoria del cardinale. No, al contenuto del discorso. Io non gradisco applausi per due motivi. Prima perché fanno perdere tempo, perché mi possono fare perdere il filo. E secondo perché non conto di candidarmi da nessuna parte. e quindi così. Dove era arrivato? Al dicevo io che no, sulla corruzione. Non disturbate con gli applausi. No, il professor citava il cardinale Pappalardo che definiva la corruzione in modo molto diceva, chiaro. questa mentalità eccetera, non è esclusiva delle persone caratterialmente delinquenti, ma anche da persone culturalmente mafiose che ostentano rispettabilità sociale. Allora, Andreotti era culturalmente mafioso sicuramente, non è stato condannato per prescrizione. Una volta quando ne parlai a Castelfranco c'era presente una vecchietta, una signora anziana, i vecchietti non esistono. Non esiste, no, perché sennò rischia di iscriversi alla categoria. Potrei fare il sindacalista della la vecchietta scusi. ha detto: signor,
Ma perché parla così male di Andreotti, che sei così da buon? Così si dice articolo, non so se usate Anche qua, sì. si dice articolo. Vengono da articolo e ne vengono come da Pavelo. Questa è una cosa, non è che posso criticare solo l'assenza dei carabinieri, critico anche l'assenza dei cittadini. Ecco, e poi lo spiego perché. Allora gli ho detto, signora, lei, io l'avevo capito che era tutta casa in chiesa, dico, lei va a messa la domenica, sempre? Bene, prende vita del popolo, organo ufficiale della diocesi? Sì, che mancheria altro. Bene, allora le dico un proverbio veneto che ho letto su Vita del Popolo, è un po' sporchetto, però l'ho letto su Vita del Popolo. Quale zero? Quando un uomo l'estima, può anche pissare il letto e dire che il gas ha. Andreotti era dal punto di vista era mafioso, dal punto di vista culturale, tanti che magari la fanno franca sono culturalmente mafiosi. Leggete i giornali anche dei giorni precedenti, questi magistrati che manovrano le nomine, che tendono a pilotare certe nomine, che i magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura possano discutere sui desideri che avrebbero per vari motivi leciti relativamente alle nomine, è una cosa normalissima. Se sono in Consiglio Superiore della Magistratura, finisci la riunione o quello che stanno facendo e vanno a mangiare una pizza e parlano di operazione per raccogliere voti, è legittimo, ma che uno che è indagato a Perugia cerchi di fare in modo che a Perugia vada un magistrato che poi cerca di farlo assolvere, questo qua non è, bisognerebbe che fosse buttati fuori, perché altrimenti fanno perdere la credibilità a tutta la categoria, che già la credibilità è vacillante per via della lunghezza dei processi. Sciascia diceva i processi della giustizia lunga non è giustizia. Ecco. Poi c'è quell'altra frase, schei amicizia contro la giustizia. Questo è Veneto, però non c'è Sasha, non c'entra, questo è Veneto. Non c'è un rapporto con Sasha. Ma Sasha lo diceva come principio generale. Sì, come principio ma volevo dire che è tipico questo detto del Veneto, e secondo me questo detto introduce una cultura obertosa anche nel Veneto. Certo. E dato che la gente è convinta che schia amicizia contro la giustizia, la gente non si fida dei giudici, perché effettivamente ha sbagliato. Sciascia diceva, è la traduzione, è stato un lapsus, perché mi tocca dirlo, ho commesso un errore. Perché ho fatto due errori, ho fatto parlare un morto, Sciascia, e l'ho fatto parlare il dialetto veneto. È stato un lapsus. No, sono due concetti che si trovano. No. Mi faccia parlare, è stato un lapsus per motivi di pudore e rispetto per il pubblico. Perché in siciliano quel concetto, schia amicizia, si dice, lo posso dire? Certo. Piccioli amicizia va in culo a giustizia. Ecco perché non è colpa sua se l'ho detto. Sì. Va bene. Come allora dice cosa si può fare? Allora, la mafia cosa fa? La mafia, prima di tutto, i mafiosi svolgono attività illegali che consentono l'accumulo di capitali immensi che danno all'occhio, e quindi bisogna riciclarli, cioè bisogna fare tanti di quei passaggi che
devono servire per impedire agli inquirenti di risalire all'origine illegale. Si parla di soldi sporchi che diventano con questi passaggi apparentemente puliti, soldi puliti. Però sono tanti che non si possono mettere sotto il mattone e allora vengono destinati allo svolgimento di attività produttive, quindi vengono investiti nel settore del credito, nel settore prestiti, vengono investiti nell'acquisto di terreni, fabbricati, cave, imprese in tutti i settori. L'acquisto soprattutto di imprese in crisi, perché la creazione di imprese ex novo crea sospetti nell'ambiente. Se invece si presentano dei giovanotti ben vestiti, rappresentanti di una società finanziaria di Milano, e Milano è la capitale economica d'Italia, e propongono a un imprenditore in crisi la compravendita dell'azienda, è chiaro che fanno un favore all'imprenditore che in crisi rischia il fallimento, fanno un favore ai dipendenti che erano preoccupati, giustamente erano in crisi per la possibile perdita del lavoro. Erano in crisi anche i negozianti, perché venendo meno degli stipendi e salari vendono di meno. Erano in crisi anche le banche ulteriormente, perché i dipendenti fanno anche mutui, chiedono anche prestiti, eccetera. Quindi in questo modo la mafia dà una mano alle imprese in crisi. Ma queste attività di acquisizione di denaro in modo illecito, riciclaggio e investimento nell'economia legale, possono farlo tutti, a prescindere dalla appartenenza o vicinanza a organizzazioni mafiose, o no? Basta farlo. O questo non è istigazione a delinquere, no? Quindi possono farle anche quelli sì che non sono mafiosi. Però, ma qual è la caratteristica, l'elemento che differenzia la mafia dalla criminalità organizzata non mafiosa? La differenza l'ha messa in evidenza nel migliore dei modi, e tant'è che vale anche per le altre organizzazioni mafiose, non soltanto per la mafia siciliana, l'ha messa in evidenza un veneto, il professore Luigi Carraro, docente di diritto e poi preside della facoltà di giurisprudenza di Padova nel 76. Era entrato in politica, era senatore, presidente della commissione parlamentare antimafia e ha scritto nella sua relazione ufficiale, quindi la commissione, il presidente di una commissione che è espressione del Parlamento, a sua volta è espressione del popolo sovrano, insomma. Ha scritto che cosa? Che sin dalle origini la connotazione specifica, quindi la caratteristica particolare della mafia come fenomeno, è sempre stata costituita dalla incessante ricerca di un collegamento con i pubblici poteri. E i poteri sono il potere politico, parlamentare, governativo, territoriale e il potere amministrativo, parlamentare, governativo, amministrativo. Amministrativo significa tutti i ministeri, anche gli enti locali, regioni, comuni, fino ai comuni, ai quartieri, ai comitati di quartiere, no? E tutto sommato, politico, potere, capacità di influire, di influenzare, potere di influenza, e potere giudiziario o ordine giudiziario. Posso chiederle una cosa? Sì. Siamo nelle 9:40, volevo dare solo il tempo, no? In modo tale che calcolassimo Sì. un po' di spazio. Sì, sapendo che sono molto prolisso. No, volevo solo dare il tempo, non bloccare. ma so che lei sa e sono... No, ma è il mio lavoro, insomma. No, approfitto di una cosa, così lei riassume l'idea. Questo che vedete è il cartello che c'è in tangenziale a Montecchio. Questi qua sono rifiuti, ovviamente lì ci sono dei codici, sono i più generici, la classificazione ARPA sui rifiuti. Sono rifiuti di sottofondi stradali in cui c'è di tutto,
che devono essere trattati non si sa come, però in realtà sono sabbie di fonderia. Vi mostro il passaggio che volevo dirvi, no? Eccolo qua. Questo è una cosa, è ammucchiata, ma ci sono ancora sotto la strada. Insomma. Quindi questa roba qua, secondo quello che abbiamo accertato, potrebbe essere stata messa dalle stesse aziende che hanno, scusate, questo è l'alluvio, non c'entra niente, che hanno scaricato il Valdastico Sud. Sì. Le ridò la parola lanciandole una provocazione sulla corruzione. No, sulla corruzione. In questo momento noi abbiamo un'infrastruttura che avanza senza tema di smentita. Gli unici che in questo momento vanno a verificare le carte, diciamo la Pedemontana avanza, secondo me, nella linea d'ombra del legale, dell'illecito e dell'illecito, siamo noi cittadini. Cosa è avvenuto qui che può avere scatenato una reazione fuori controllo? Il fatto che questo comitato, con 40 cittadini, insieme a noi, ha firmato un ricorso sul piano amministrativo tendente a bloccare il cantiere. Cioè, non è che noi abbiamo detto controllatelo, mettete in ordine, no, avete fatto una variante che non è legale, non è legittimata per una serie di ragioni e questo potrebbe aver preoccupato parecchio qualcuno, insomma, che ecco, tanto da spingerlo a fare gesti anche di cui lei ha parlato approfonditamente prima. Questa cosa ci è stata rinfacciata. Le faccio notare banalmente che durante la presentazione e la conferenza, diciamo, di inaugurazione della Pedemontana, il presidente della Regione Veneto ha detto che non possiamo continuare, parlava di noi e non di qualcun altro, a riunirci nelle cabine telefoniche. Vuol dire che ci siamo trovati in due, no? Voglio dire, a parte che in cabina telefonica abbiamo presente la nostra presidente del COEPA, l'abbiamo in cabina di mungitura, l'abbiamo munto il presidente, abbiamo spiegato come funziona sugli espropri 4 anni fa. Però il punto è delicato perché la politica massima del Veneto ci ha detto che siamo 4 gatti, non contiamo nulla. Su questa questione delle intimidazioni mica è venuto neanche un messaggio, è arrivato. Potresti confermarcelo, Andrea? Certo. Non ti è arrivato nessun politico. No, diciamo che l'ultima cosa che è successa è venuto un assessore con il responsabile dei vigili di mano che è venuto a incontrare e quando abbiamo chiesto come mai erano venuti ci hanno detto palesemente che sono stati spinti dagli altri, cioè dagli altri gli hanno detto andate a vedere cosa c'è, andate a sentire, io devo dire anche figura un po' meschina dal mio punto di vista, perché se doveva venire dal basso, cioè doveva venire da loro, mica sono venuti spinti dagli altri. Questo è tutto quello che è successo, insomma, dopo la denuncia di quello che è successo. Allora, solo per Per dare uno spunto quello che ulteriore. riguarda il carattere giuridico penale di certi comportamenti, bisogna considerare che la legge antimafia che ha integrato il codice penale, l'articolo 416 bis, non prevede manco la minaccia. Il fatto di dire così è significativo, è minaccia. O sbaglio? Il fatto anche di fermarsi così a un certo punto, ma la legge non parla di minaccia, nemmeno parla di minaccia, la legge parla di intimidazione, cioè un comportamento o atteggiamento o delle espressioni anche allusive che intimidiscono, che fanno diventare timido il soggetto, che si assoggetta e non denuncia. Cioè, i 3 reati di mezzo sono intimidazione, che deriva dal vincolo associativo, cioè la persona sa che fama ha questo personaggio, l'assoggettamento, la succubanza e l'omertà. Sì, il legame è rispetto a quello che accadeva per in questo aggiungere, territorio. per commettere qualche reato specifico, questi sono i reati e mezzo. Ecco, dico che fino alla legge dà rilevanza a certi atteggiamenti, ecco, non è che ci vuole per forza la minaccia, ma qua No. con la cosa, quanto riguarda il taglio delle gomme, Quello è un gesto anche il fatto del pedinamento della ragazza, è chiaro che per là è una intimidazione, è che significa guarda che sappiamo chi sei, che siamo in grado di controllare i movimenti, siamo in grado di qualsiasi cosa. È chiaro che
In questi casi, ecco, mi raccontava il fratello di mio nonno, ma anche mio padre, in questi casi, quando ci sono minacce di questo tipo, ma non solo in Sicilia, minacce atteggiamenti, allora faccio un esempio. Il generale Dalla Chiesa, quando fu nominato prefetto di Palermo, non ebbe collaborazione nemmeno dall'Alba Benemerita. E questo è già scandaloso. Si sentiva solo. Giorgio Bocca, 20 giorni prima che uccidessero Dalla Chiesa, gli fece un'intervista e lui aveva detto: ho capito il meccanismo, la mentalità. Dice, quando uno dà fastidio, ma si uccide quando è solo, quando è stato isolato. E difatti, in precedenza, Dalla Chiesa aveva detto a Bocca, cioè l'aveva detto durante la conversazione, poi Bocca non poté scrivere tutto nell'intervista perché già prendeva una pagina intera con il titolo in prima pagina. Quando ci fu il processo, dice Dalla Chiesa mi disse che l'unico rimedio nell'azione contro la mafia è la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in modo tale da suscitare da creare una coscienza collettiva antimafia. Quindi la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in modo tale da creare una coscienza collettiva antimafia, perché lui era consapevole del fatto che la gente, e cioè il popolo sovrano, non aveva una coscienza antimafia perché la mafia non la conosceva nemmeno. Come si può combattere un nemico se non si conoscono i connotati del nemico? E infatti gli diedero ragione, perché la legge antimafia, che colpisce i patrimoni, le persone, e poi hanno aggiunto qualcosa per incastrare anche i politici che chiedono e ottengono voti, eccetera, la legge si poteva fare all'indomani dello sbarco di Garibaldi. Il primo attentato, no? Sembra una cosa, perché c'erano già le condizioni per dire basta colpire gli illeciti arricchimenti, ingiustificati arricchimenti, e fare pulizia nei palazzi della politica e delle istituzioni. Perché? Perché già nel 1861, agosto, a pochi mesi, a qualche mese dall'insediamento del primo Parlamento del Regno d'Italia, c'era stato a Palermo un attentato contro un magistrato e il mandante era stato un parlamentare dell'area governativa. Nome e cognome erano sulla bocca di tutti e sui giornali locali, ma nessuno si muove perché c'era quel sistema di collusione, eccetera. E financo quando, scrisse un osservatore, intervengono i benemeriti carabinieri reali, che erano del nord, dice non si trova un giudice a decretare una condanna. Ecco, quindi come mai quando muore Dalla Chiesa a 10 giorni dalla morte fanno la legge, creano la figura dell'alto commissario per la lotta alla criminalità mafiosa sul piano nazionale, costituiscono la commissione parlamentare antimafia dopo 6 anni che non c'era stata più. Come mai muore un prefetto, il prefetto della Chiesa, e fanno queste cose? Il prefetto è un dipendente del Ministero dell'Interno. Erano stati uccisi parlamentari, La Torre, Reina, procuratori della Repubblica, persino il presidente della regione Santi Mattarella, che a norma della Costituzione ha il rango di ministro. Muore uno che uccidono uno che ha il rango di ministro e non succede niente.
uccidono un prefetto che è dipendente del ministero. Come mai? Perché Dalla Chiesa era un personaggio popolare, era un personaggio di tutti, perché i politici e i magistrati venivano, cioè, i delitti contro i poliziotti, i carabinieri e i magistrati erano ritenuti, diciamo, degli incidenti di percorso nello svolgimento di un'attività ad alto rischio o pericolosa. I politici erano di parte, Mattarella era di un partito, Dalla Chiesa era di tutti, era un eroe popolare, quindi la coscienza popolare ferita ha reagito, c'è stata la rivolta morale che si è trasformata in mobilitazione civile in tutto il paese e costrinse Palermo, Parlamento e governo a muoversi, a partorire quei 3 provvedimenti, il che significa che se la gente si muove, il palazzo reagisce in modo positivo, cioè non può starsene là, ecco il discorso, e questa significa, in una sola parola, significa democrazia, se poi vogliamo usarne un'altra, democrazia autentica, cioè partecipazione popolare alla soluzione dei problemi, che è un vostro problema, non mio, quindi ecco perché mi meraviglio, perché io sono arrivato qua da Castelfranco e quelli che abitano qua vicino, che potevano venire, non sono venuti, non so quanti ce ne siano, può darsi che siamo al totale del... no, i residenti della frazione di Santomio, quantomeno della No, frazione certo, non c'è la totalità, perché non ci saremmo stati. No, cioè, questa è storia, ma la storia, cioè, voglio dire, quello che ho detto, che dopo le proteste popolari, la gente sputava in faccia ai ministri, risparmiò solo Pertini e Cardinale Pappalato, presente tutti questi signori, ebbe rispetto solo per Pertini e disse: mentre a Roma si chiacchiera, la mafia espugna Palermo, e facciamo in modo che non espugni anche queste belle colline, questi bei paesi. Ecco. Siccome siamo prossimi alle 10, no? magari viene fuori adesso qualcosa, approfondiamo. No? Per cui non so, vorrei darvi la parola, se qualcuno di voi vuole intervenire, cominciamo anche un'interlocuzione, abbiamo ancora una mezz'oretta di tempo più o meno, sono le 10 meno 5, per cui cerchiamo di... Prego signora. Volevo avvicinarmi al discorso che lei aveva fatto su quel professore Veneto che aveva detto che la connotazione specifica della mafia è sempre stata sostituita dalla ricerca della relazione con istituzioni politiche e sociali. Io volevo capire un po' di più di questa ricerca di relazione con gli organi sociali. La ricerca della relazione della mafia negli organismi sociali, non solo quelli politici. Cioè, se la mafia cerca anche di avvicinarsi a cose molto banali, molto piccole, come possono essere le associazioni, come possono essere varie formazioni nei paesi, e da lì poi salire. Associazioni inquinate dalla mafia ce ne sono state, con l'arresto dei rappresentanti. Ma da queste parti c'è qualcuno aderente a Libera, all'associazione Libera? Ecco. Bene. Sì, io faccio parte del volontariato del commercio eco solidale e quindi anche dell'associazione Libera. Sì. Allora, per avere, esistono degli esempi concreti. Quanto riguarda le associazioni inquinate, ci sono state arresti in Calabria e anche altrove. E ci sono indagini in corso anche a carico di esponenti di queste associazioni. Per quanto riguarda, diciamo, l'inquinamento sociale, ci sono stati 2 casi, non uno solo in Veneto, uno nel Veneto orientale e uno nel Veneto occidentale. Il caso di Zinella, dove c'era uno affiliato all''ndrangheta, Muntari, il quale riusciva a fare favori alla gente. Favori da facilitatore, no?
uno ha un problema, invece di aspettare tanto, si rivolge a lui e lui glielo risolve. A Eraclea c'era un certo Donatio collegato alla camorra, povero camorrista, il quale faceva la stessa cosa, anche e soprattutto in ambito comunale. Quindi aveva rapporti con i politici, gli amministratori e la burocrazia. Evidentemente attraverso questi favori che si basano sempre sul dopo e sul adesso, compravano tutte e due il silenzio della gente, l'omertà, quindi creavano le condizioni per l'omertà. E poi in occasione delle elezioni a Eraclea il Donatio orientava i voti verso un candidato particolare, l'ha ammesso il sindaco dello Stato, per cui non c'è da dubitarne. Questo significa che bisogna stare attenti laddove ci sono certi personaggi che si sa che sono mafiosi o collegati a organizzazioni mafiose in qualche modo, è chiaro? Cioè, questo è il tessuto sociale. In economia c'è tutta una serie di casi, ma quanto riguarda quel discorso del radicamento, della penetrazione che riesce a determinare insediamento e radicamenti, c'è stato di peggio. Ci sono stati degli imprenditori veneti che sono andati a cercare i mafiosi per avere soldi in prestito oppure per allearsi, ma non è che siano stati personaggi di scarso peso. C'è stato un certo Alessandro Cossato, originario di Fermina, dove ha impiantato un'azienda, che ha avuto già dei guai giudiziari in Veneto e che a un certo punto ha cominciato a svolgere attività in Calabria, Reggio Calabria, in collaborazione con imprenditori o mafioso in odore dei rami chiaramente. E là è stato arrestato anche per associazione di tipo mafioso. Era in rapporti con granghetisti e anche con un emissario della camorra, tutto qua. Sempre rimanendo nel settore dei rifiuti, c'è stato Franco Caccaro di Santa Giustina in Colle, Padova, titolare di una ditta che produceva macchinari per la triturazione dei rifiuti, con sedi staccate in mezzo mondo, e quel quale si era alleato con l'avvocato napoletano Cipriano Chianese, indagato e indicato dalle forze dell'ordine e dalla magistratura come il re dei rifiuti tossici. Questo Caccaro è stato arrestato, l'avvocato di Napoli pure, era il re dei rifiuti tossici gestiti dai casalesi, i camorristi più pericolosi, perché tu potevi quindi più pericolosi. Dall'altra parte questo Franco Caccaro di Santa Giustina in Colle era stato o era ancora contemporaneamente socio di un di Santa Giustina, Polindo di Forza Italia, ritengo ex democristiano. Nel 1994 l'avvocato Cipriano Chianese si presenta al Parlamento nella lista di Forza Italia e quel Clodovaldo Ruffato si presenta nella lista per l'elezione a consigliere regionale e viene eletto. Forza Italia sempre. O è una coincidenza oppure non è una coincidenza. Sono qualche altra domanda? Qualcuno ci vuole? Prego. Prego, avvocato. Buonasera a tutti. Io la prima volta che vengo in questo bel paese, perché
non c'ero mai stato prima, ma ho avuto modo di apprezzare la bellezza di questi panorami. Sono venuto qui questa sera perché sono stato, mi sentite? Sono stato invitato da un comitato che si è recentemente costituito in relazione al grosso problema della cava di cui tutti siete al corrente. Questa cava sta per essere realizzata, ci sono lavori in corso da parte della società Pedemontana Veneta, che io conosco molto bene perché sto seguendo varie cause sempre contro la Pedemontana. Vedo anche qui presenti i miei clienti che sono i più, diciamo, agguerriti, determinati in questo tipo di iniziative. Ora, io non posso dire che la SPV, Società Pedemontana Veneta, sia collegata alla mafia. Non posso dirlo perché non ne ho le prove. E non posso dirlo perché se lo dicessi domani mi trovo querelato per calunnia. Che c'è da dire che la mafia va contro la legge, ma utilizza molto spesso proprio la legge per difendersi. E questo è un esempio. La Pedemontana Veneta è collegata a recenti fatti nei quali si sono scoperti veri e propri giacimenti di rifiuti. Questa pratica io non l'ho seguita, l'ha seguita il collega Bortolotto, che però fanno pensare, che rendono veramente perplessi sul modo di gestire la costruzione di questa strada, perché sembra, tanti lo dicono, anche in questo caso non ne ho le prove, ma è verosimile, che la costruzione delle strade o delle gallerie, bene o male, rende facile lo smaltimento di rifiuti tossici. Seguo anche un altro fatto, anche qui ci sono i miei clienti, a Rosà, dove quelle che erano delle cave, normalissime cave di ghiaia, di cui ce ne sono più o meno una cinquantina nel Veneto, una volta dismessa la cava è stata utilizzata per mettervi dentro parecchi rifiuti. Io ho fatto fare gli opportuni accertamenti su questi rifiuti ed effettivamente la cava in realtà è diventata una discarica abusiva perché non è mai stata autorizzata. E questo problema che stiamo seguendo e per cui farò le opportune iniziative giudiziarie, già ho fatto un esposto in Procura della Repubblica di Vicenza, ma ce ne sono molte altre in cantiere. Qual è il problema? Questa è la cava nella quale non appena si è parlato di rifiuti che non dovrebbero esserci dove invece sono stati trovati, va la RAI e si trova le gomme tagliate. Il sindaco dice: non è mica vero che ci sono rifiuti qui. È un bel articolone sul giornale, orientato ovviamente da questa pressione che vorrei definire politica da parte del sindaco, sposa la tesi che non è mica vero, nessuno ha visto rifiuti. Fermo restando che noi abbiamo portato in procura le prove di questi rifiuti, che sono date da delle fotografie dove nel momento in cui si vede una cisterna, un'auto, dei contenitori di prodotti chimici dentro la cava, e allora le prove ci sono perché si vedono. Al di là di questo ho fatto fare dei prelievi dalla dottoressa Lecis, che è qui presente e che poi invito anche a completare queste cose. Ci sono esami di laboratorio che confermano il nostro convincimento, e solo quando portiamo ufficialmente in mano al sindaco, cosa che poteva farlo anche lui di sua iniziativa perché aveva anche i mezzi finanziari per poterlo fare, gli portiamo gli analisi di laboratorio, allora si decide a dire: beh, guardiamo un po', forse è vero, forse non è vero, ed è stato costretto a questo punto, anche perché da me diffidato, ad intervenire non solo nella sua qualità di sindaco, ma anche nella sua qualità di responsabile sanitario dei cittadini, e allora ha iniziato a dare incarichi per poter accertare se ci sono o meno e che tipo di rifiuti ci sono.
Guarda caso però non è stata incaricata una ditta, cioè non è stata incaricata l'ARPA, ma una ditta privata, diciamo. Io mi auguro, spero, voglio credere che sia corretta nelle proprie analisi. Però se fosse stata incaricata l'ARPA, forse sarebbe stato meglio, quantomeno perché era un principio così di ufficialità. Le intimidazioni mafiose, che si possono definire mafiose, ci sono state qui, sono state denunciate, ma non sono state solo qui, sono state fatte anche alla dottoressa Lecis nel momento in cui è stata minacciata in una serata nella quale si è parlato del problema, appena costituita anche in quel caso un altro comitato, è stata avvicinata, così mi dice, da persone che, avendo appreso che anche nella zona di Rosà, bene o male è vicina alla costruzione della Pedemontana, era detto, ma quello lo so dire io, ma non volete mica fermare la Pedemontana qui? Questo perché in realtà, avendo fatto un'azione giudiziaria per conto di un cliente pochi mesi prima, ero riuscito a ottenere da parte del magistrato l'ordinanza di sospendere i lavori al fine di accettare determinati fatti che noi avevamo esposto. In definitiva, io concordo perfettamente, ho sentito con molto piacere il professore che non conoscevo prima e che mi auguro di aver modo di incontrare ancora, perché tutti voi avete visto la persona che sa anche appassionare al problema. Sospetti di comportamenti mafiosi ci sono, e se ci sono, la mafia non è tanto lontana. Però inviterei la dottoressa Lecis, che è stata oggetto anche di queste minacce e che ha collaborato con il mio studio per far accettare l'esistenza dei rifiuti, dare concretezza a quelli che sono non solo più sospetti da parte nostra, proprio per far accertare questo fatto. C'è da dire un'ultima cosa, parlando con la gente del posto, e nel qual caso tutti cercano di defilarsi, nessuno ha visto niente, nessuno sa niente, comportamento tipicamente mafioso anche questo. Qualcuno dice, ma io so che anni fa arrivavano di notte dei camion, altra cosa che succede anche qui nella zona. Arrivavano di notte pieni e se ne uscivano vuoti. Cosa c'era dentro questi camion? Non lo sappiamo, probabilmente quello che abbiamo trovato dentro la cava, ma non passiamo di normali rifiuti. Parliamo di rifiuti altamente tossici e pericolosi per la collettività, per la salute pubblica. La dottoressa Lecis vi indicherà di cosa stiamo parlando. Grazie. Ecco, adesso sono fritta, altro che gomme bucate. Allora, innanzitutto voglio dirvi una cosa, poi mi riallaccio a quello che ha detto l'avvocato. Grazie ai cittadini che sono diventate le vere sentinelle del territorio, noi veniamo a conoscenza di nuovi casi di inquinamento, di ex cave che sono diventate delle discariche a cielo aperto, delle cave attive che inquinano col percolato e fanno diventare i canali superficiali di color rosso, oppure della tratta della Pedemontana di Antigone, dove abbiamo trovato l'amianto. L'amianto non solo nei sarcofagi, ma anche triturato in mezzo al resto delle ghiaie e lì libero a cielo aperto per liberarsi in fibre che poi possono essere inalate. E stiamo parlando della tratta di Altivole, e qui abbiamo, lo dico, Osvaldo Piccolotto, un mito, perché nella zona del Trevisano è lì che combatte, lui e suo padre, ecco. Lì è stato trovato l'amianto, ci sono 41 km a rischio, perché in 41 km ci sono i tubi dei consorzi di bonifica in cemento amianto, che interferiscono sulla tratta della Pedemontana. Questi caterpillar passano, triturano tutto, perché non abbiamo visto le tute bianche, l'asportazione, come si dovrebbe fare dell'amianto, che è una sostanza cancerogena, ma abbiamo visto delle barbarie non nel Medioevo, ma insomma in un secolo evoluto dove esiste la tecnologia per
bonificare i siti dove si trova l'amianto. Quindi ad Altivole è stato trovato l'amianto. Oggi eravamo in udienza a Treviso con l'avvocato Destro che ha fatto una bella ringa per dire al giudice che nel cantiere di Altivole c'è ancora l'amianto, quindi non è stato bonificato del tutto. E quindi attenzione ai lavoratori che lavorano ancora alla Pedemontana, ma anche ai cittadini che possono respirare, perché basta, guardate, una sola fibra, respirare un'unica fibra per poi generare negli anni l'asbestosi o il mesotelioma, perché si sa che l'amianto è cancerogeno, ok? E questo è nei 41 km della provincia di Treviso. Qui avete altri problemi, avete la galleria di Malo che fa brillare le mine di notte, che noi non ci credevamo, siamo dovuti venire in sopralluogo perché non ci credevamo, e quando siamo venuti con l'avvocato Destro di recente è stata la serata che è scoppiato anche l'incendio di cui ha parlato l'architetto prima, vi ha spiegato molto bene che cosa è successo. Oggi siamo venuti su, c'è stata una riunione tra così cittadini, diciamo, vabbè. E cosa abbiamo visto? Ci siamo fermati e c'era il cantiere della Pedemontana, della Galleria STV, e l'ho detto in anteprima, ho il video, poi Marco te lo faccio vedere, te lo passo le fotografie, che scaricavano acqua, che probabilmente siccome ha piovuto tanto, direttamente nella roggia. Scaricavano con un tubo da pompieri. Esatto, ma ci rendiamo conto cosa stanno facendo? E qui io mi chiedo, dov'è il sindaco di Malo? Dov'è l'assessore all'ambiente? Dove sono questi politici del territorio? Che l'avvocato ben insegna, ben dice che il sindaco è l'ispettore sanitario, no? Allora qui c'è un rischio ambientale ma anche sanitario e non sto facendo allarmismo. Se poi qualcuno vuole dire che la dottoressa Leccis fa allarmismo, si accomodi, non vedo l'ora, perché tanto esposti, denunce, mi sono già arrivate minacce, capirete, una più una meno, ma l'importante è fare informazione. E ringrazio il giornalista Marco Miglioni che ha raccolto, mi ricordo, le prime informazioni anche della Pedemontana di Altivole, quando sono venuta nel primo sopralluogo, si parla dell'anno scorso mi pare, no? Il 29 gennaio, dove io ho detto non fermatevi perché ho trovato l'amianto, ed erano presenti tutti, abbiamo telefonato al mondo. Ma l'attenzione vera dove sta? L'amministrazione dov'è? Perché non c'è in queste serate con il professore? Perché lui dice, ovviamente, di professione sappiamo cosa fa e cosa ha fatto, perché non ci sono i carabinieri. E io dico, perché non c'è l'amministrazione comunale? Giusto, avvocato? Perché non c'è? Allora, se non ci fossero i giornalisti come Marco Miglioni, come altri, e pochi altri, mi viene da dire, perché purtroppo sono proprio pochi, che fanno il giornalismo di inchiesta, che è un'altra cosa rispetto al giornalismo normale, e che raccontano la verità con coraggio ai cittadini, perché altrimenti come lo sappiamo? Noi tecnici, gli avvocati, ci chiamano e lo sappiamo dai cittadini che sono le sentinelle del territorio. E allora devono nascere questi comitati, questi cittadini devono investire di tasca loro, perché pagano di tasca loro, non hanno contributi da nessuno, si devono impegnare, togliere tempo alle proprie famiglie per costituirsi in comitato, trovarsi la sera, denunciare queste cose, ed è giusto quando invece ogni comune ha la propria amministrazione. Guardate che la salute pubblica e la tutela dell'ambiente non deve avere colore politico, non ci deve essere nessun colore politico. Io vedo anche Tita Fazio, che saluto carissimo, di ISDE, ISDE di Vicenza, ISDE Associazione di Medici per l'Ambiente, dove sono onorata di essere vicepresidente del Veneto con Vincenzo Cordiano, il nostro presidente. E quindi questi comitati, queste associazioni che fanno, che sono presenti, che fanno le serate, che spiegano che cosa succede dal punto di vista sanitario. Poi Tita magari se ci vuoi dire qualcosa dell'amianto, dei FAS e di quello che questa popolazione respira, perché quando brillano le mine, sapete che cosa succede? Escono PM10, 2,5 nanoparticelle. Poi Tita, se cortesemente ci vuoi dire cosa fanno, ti ringrazio, perché è un medico che ve lo deve dire. Io sono il medico dell'ambiente e vi dico che stiamo registrando
Ogni volta che brilla una mina escono le PM10 da quella benedetta galleria. Ma è possibile che non riescono a contenere? È possibile che al giorno d'oggi non esista una tecnologia che possa proteggere la salute dei cittadini? Voi tutti state respirando le polveri sottili, ok? Ho saputo di casi che sono stati anche di recente, sono andati al pronto soccorso. Si abita qua a Mano e bisogna andare al pronto soccorso perché fanno brillare le mine di notte e di giorno, escono le polveri sottili, regalo della SPV, come l'amianto, regalo della SPV, e tutti noi ce lo dobbiamo respirare, anche i politici, anche i sindaci, gli assessori che non sono venuti qua questa sera e che non vengono qua, non solo il sindaco di Malo, ma di tutti i comuni, perché con una personalità come è stata invitata questa sera doveva esserci una sala con 500 persone, tutti fuori con le casse per sentire quello che sta succedendo. È una vergogna che la politica vi abbia abbandonati, è una vergogna. Posso chiedere 5 minuti che il medico Tita Fazio ci dica cosa succede a respirare le polveri sottili e a respirare l'amianto, per cortesia? Lo chiamiamo il medico ISDE? Vuoi venire? Grazie. No, scusa, c'è una centralina posizionata per Vorrei tempo a questa serata che Aspetta un attimo, Tita. Prego. No, c'era un signore che stava No, parlando. sì, volevo dire che c'è una centralina posizionata per vedere. Quando vai dal sindaco e dici che quella centralina non ha rilevato nulla di strano, come fanno a dire così? Se lei è sicura di... Ma dove c'è la centralina? D'accordo, da lì vicino al capitero, come si chiama? Da vicino soltanto. Posso dirti che sulle carte, posso dirti che sullo studio di impatto sonoro, sulla simulazione di impatto sonoro, quindi guardate caso, è scritto che siccome il brillamento delle mine è saltuario, e voi in via povero sentire cose che vuol dire saltuario, allora sto dicendo il discorso delle carte, c'è scritto saltuario, quindi per me saltuario sia ogni tanto, invece gli anni mi arrivino 2-3 giorni e di notte ne morivo, siamo arrivati a fare i 5 giorni. Quindi loro non l'hanno neanche messo nel conteggio del rumore di esplosioni, quindi tanto per dire come li stiamo facendo. Cioè, per loro le esplosioni della simulazione dell'impatto sonoro, le esplosioni sono saltuarie. Qua ho detto tutto che sia. Tenendo presente che fanno le rilevazioni lì e il cantiere non lavora a decine. Anzi, mezza giornata prima si fermano a fare le mine, si fermano il cambio, si fermano tutto, fanno le rilevazioni, poi ricominciano tutto. A quel punto vi do la spiegazione che... No, c'è una questione che va chiarita, però mi permetto di fare presente. Cioè, ARPAV lavora su incarico del soggetto che è il concessionario. Questo è un dato tecnico, gestisce, ha un rapporto diretto nella gestione delle rocce da scavo. Se voi entrate nel sito di ARPAV c'è scritto come si deve, c'è un rapporto diretto, ma è una notizia che ha dato la Regione con un comunicato preciso, quando qualche tempo fa, in virtù di questa immagine qua, si beccarono, perché questi rifiuti non erano custoditi in questo modo, si beccarono 3 milioni di multa. Non vorrei sbagliarmi, ma il corpo forestale lì, perché la gestione delle terre, e lì la comunicazione fu che ci sarà un rapporto diretto tra ARPA e la gestione del cantiere con un contratto specifico che ARPA svolge l'analisi sulle rocce da scavo, eccetera, eccetera. Il posizionamento delle centraline, no, qui a Malo, io l'ho visto fare, no? Ad esempio c'era una centralina mobile fatta di ARPA davanti alla scuola media. Io costando insegno a Monte di Malo, ogni tanto venivo giù a fare i collegi di docenti e vedevo questa centralina, sto parlando di quest'inverno o dell'autunno. Il punto però qual è? Che il monitoraggio avviene in una modalità che prevede la norma. Io devo comunicare al soggetto a cui fa, ma insomma è come dire a chi emette le concerie
ti comunico che da questo periodo a questo periodo io controllo l'aria e nonostante questo in Valle dell'Agno li hanno trovati, gli attivisti insomma, li hanno trovati fuori da grazia di Dio. Qual è il punto? No? Che i limiti sono derogabili, il punto è che hanno chiesto la deroga del limite e non c'è la deroga del limite perché vi hanno puntato i piedi. Mi scusi professore, prima parlavamo di meccanismo, diciamo così, dove chi controlla non fa i controlli, chi controlla diciamo che passa sopra oppure accetta che questi controlli stiano nella linea d'ombra di ciò che va bene e di ciò che non va bene. Qual è il punto? Scusate, c'è una dichiarazione alla stampa scritta in un italiano penoso, ma però riferisce il punto di vista della sindaca, della dottoressa Lain. Dice che lei ha le mani legate, che non può fare nulla. Cosa può? Cioè, mi pare che sia Alto Vicentino Online o l'Eco Vicentino, insomma, su un sito online. Scusate, io non posso accettare queste dichiarazioni di impotenza del sindaco, no? E poi leggo il comunicato in cui la sindaca interviene e blocca i lavori perché blocca? Perché l'avete diffidata? Allora, se andiamo a guardare quella delibera con cui consente la deroga, a me sono venuti i capelli dritti, perché quell'accordo, quantomeno, io non lo so chi ha obbligato questa amministrazione a firmare una delibera, no, che quantomeno prevede alcuni reati di tipo specifico che possono essere commessi solo dal pubblico ufficiale. E in più si dice, nel caso in cui siano arrecati danni, no? Chi è che viene chiamato a coprire questi danni nei confronti dei cittadini? Il soggetto privato, concessionario. E questa è una cosa gravissima, perché vuol dire che quell'atto non è perfetto. Io so che sto facendo un atto imperfetto, ma questo proprio pregiudica alcune tipologie di reato che il pubblico amministratore dovrebbe tenersi alla lontanissima. Qual è l'argine che si è creato a questo criterio? Quello che dicevamo prima, no? Invece di essere istituzione che interviene e mette un freno, scusa, voglio dire, cioè usando gli strumenti che ha, perché ARPA si può usare in modo specifico. Però il problema qual è? Che mi è stato spiegato, no, che l'amministrazione comunale non ha ancora deliberato un euro per pagare gli interventi di ARPA a suo carico, perché basta pagare il comune di Trissino, dove io ho fatto il consigliere comunale, ho una certa esperienza sulle emissioni degli odori, diciamo che sono pericolosi dal punto di vista della salute. Scusa Tita, ti porto via un po' di tempo, poi ti lascio la parola. Il punto è che il comune di Trissino ha una delibera che è del 97 in cui l'ARPA viene finanziata dal comune per una cifra che, se non ricordo male, intorno ai 33.000 euro per controlli, quindi l'amministrazione di Mado in questo momento ha in bilancio delle somme. A me è stato spiegato che probabilmente userà altre somme, e sono scritte in quella delibera lì che somme userà probabilmente. Scusa, prego. Sì. C'è una centralina mobile sul campo da calcio sotto il mio, saranno 2 anni che funziona giorno e notte. Sì, ma bisogna andare a metterla, guardare, controllare. ma devi metterla sul cantiere della centralina, cioè di dentro alle case, in mezzo al cantiere. Scusa un attimo, scusa, adesso ti do la parola, perché il problema sono le PM10 e poi ci sono le polveri, lo smarino. Lo smarino ha un impatto micidiale dal punto di vista. Se io sono un soggetto sensibile e mi respiro il borotalcono, vado in asma, ho crisi d'asma, i bambini possono avere dei problemi molto seri, vuol dire che è pregiudicata la mia possibilità di camminare come facevo prima da una casa all'altra, di passeggiare. Allora, qual è il punto, scusate? Che qualcuno ha sollevato questa questione e la risposta qual è stata? I gesti, l'intimidazione è stata. Non sappiamo da chi, vogliamo sapere da chi, perché il punto è questo. Noi come cittadini stiamo sfidando l'istituzione a dire vogliamo sapere chi è stato, perché oltre a fare male queste cose ci sono anche le minacce. Prego. Un intervento agnostico se posso. Sì, prego. Non solo esatto, però giusto perché ti lascio qua perché io... Certo, vuole capire anche noi per spiegarci. Allora, il ministro Costa, sì, il ministro dell'ambiente, quota 5 Stelle Salura. Ha ragione, sì. Della forestale però, vabbè, sì. Meglio ancora della forestale. 3 o 4 giorni fa a Montecchio Maggiore, relativamente alle questioni dell'istituto, dice: Vede Montana dietro fronte del ministro è tutto ok, virgolettato, quindi parole sue. Vorrei smontare la polemica politica di giorni scorsi sui cantieri della Tele Montana, chiarendo una volta per tutte che non è l'opera che determina i rifiuti e che
quando un'opera è legittimamente autorizzata secondo le procedure di legge, questo basta. Allora devi due in una, o abbiamo contato un cielo degli altri, oppure costa del conflitto per uno degli altri. È una semplificazione che respingo. Io sai cosa le rispondo? Che a settembre, no, aspetta un attimo, che a settembre 2018 no, io ho inviato una PEC alla segreteria del ministro e quindi indirizzata al ministro, in cui gli ho spiegato con estrema chiarezza che la verifica di ottemperanza ambientale fatta dal commissario Vernizzi su quest'opera non risponde alla legge. Questa PEC gliel'ha consegnata per di mano al suo segretario particolare Mamone Capria, ex presidente nazionale della LIPU, che è il suo segretario particolare, non lo so se lo sia ancora. Gliel'ha consegnata per di mano in un incontro in cui Costa entra dalla porta, ci saluta, ci dà la mano, gli parliamo 3 minuti e poi stiamo mezz'ora a parlare con il suo segretario e gli spiego cos'è il significato di questa lettera. Quel ministero deve verificare se le previsioni ambientali fatte, gli studi del 2005, sono valevoli adesso nel 2019. La Regione Veneto ci dice che li ha fatti il commissario Vernizzi con i poteri speciali della protezione civile, cosa gravissima perché la procedura è stata artefatta e la legge dice che questa verifica la fa la Commissione Nazionale via presente Francesco Viero a questo incontro, testimone di quello che ho detto e fatto. Non ho ancora ricevuto risposta. Io l'ho ascoltata quella dichiarazione, viene fatta alla commissione ecomafie alle 8:30 di mattina, ho dovuto andare a riprendermela. Lui dice una cosa: per quello che so adesso non posso dire che non è legittima la pedemontana, verificheremo caso per caso. Uno dei casi per casi che vanno verificati è la procedura per cui adesso siamo in un cantiere qui in Val Lugana, quando fino al 2018, prima dell'ottobre 2018, qui non poteva uscire un camion di Smarino. Il punto è questo. E su questa questione, mi scusi, le osservazioni del comitato e delle persone e del coordinamento non sono neanche state valutate, sono state inviate con una raccomandata a me a posta ordinaria e la commissione tecnica non l'ha neanche presa in considerazione. Quindi stiamo discutendo di una procedura nella linea d'ombra della legalità. Cosa fa la politica locale? Cosa fa il sindaco? Ci risponde che è tutto a posto, che sono fortissimi, che non si possono opporre. Guardi che sul territorio la legge, sulla gestione del territorio, l'urbanistica e anche la gestione del cantiere, la fa il sindaco. Le posso citare un esempio opposto. Se lei va a vedere a Breganze che cosa ha fatto la sindaca Campana e si guarda le dichiarazioni che ha fatto in Corte dei Conti la sindaca Campana, capirà qual è il limite dell'assessore Danieli. E io l'ho visto in Corte dei Conti, si è seduto di fronte a me, lo abbiamo ascoltato, testimoni, chiamo testimonianza del Gerbacega e Gianni Piccolotto, andava nella linea, diciamo, il pesce pilota che segue lo squalo. Se un'amministrazione viene convocata il giorno prima della riunione di Corte dei Conti dal commissario Vernizzi o dall'ingegner Pellegrini per andare a spiegare alla Corte dei Conti che cosa devono dire e cantano il canto, diciamo, della processione invece di andare fuori dal coro, è evidente che c'è qualcosa che non funziona, perché adesso l'amministrazione Di Malo, che è la stessa che io ho visto in Corte dei Conti dire che andava tutto bene, no? Ci sta propinando la stessa cosa. Ma se a voi va bene questa cosa qua, è un problema che io non è che voglio dirvi dovete cambiare il sindaco, sto dicendo semplicemente che l'amministrazione in una fase ci dice che ha le mani legate, lo dichiara la LAI, nell'altra fase ci dice che è intervenuta a bloccare, no? Perché è bloccato? Perché alla fine i cittadini hanno detto: scusa, se tu vai avanti così probabilmente violi delle norme. Adesso non voglio fare il lavoro dell'avvocato destro, ma è questo che gli ha fischiato nelle orecchie. Neanche il ricorso al TAR gli è servito. Perché? Perché il ricorso al TAR non ci ha bloccato i lavori provvisoriamente. La situazione è quella che è, quindi loro procedono sempre su questa linea d'ombra. La legalità però è un'altra cosa. Le norme vanno applicate su questa materia in modo restrittivo. Guardi, abbiamo una sentenza 2012, c'è qui presente una persona che l'ha vissuta quella fase. Il comune di Villaverla vince il ricorso, quindi la pedemontana non l'avremo più fatta, e la sentenza dice che l'interpretazione estensiva delle norme, appunto l'applicazione delle norme con cui abbiamo l'approvazione della pedemontana fa il commissario di protezione civile, la definisce come eversiva rispetto al rapporto democratico. Allora, su questo principio eversivo che è stabilito una sentenza, guardi che non è cancellata, esiste, solo che quella sentenza la potrebbe usare solo il sindaco di Villaverla in questo momento, che è stato pagato il comune di Villaverla per non andare al Consiglio di Stato e mantenerlo.
9 milioni di opere gli hanno promesso. Ma il fatto che visto il Ministero dell'Ambiente è conveniente, è un problema politico. Scusate, Sì, hai ragione. Grazie. Intanto io vorrei sapere Scusate la tirata. cosa vuol dire agnostico, intanto per cominciare, perché io vengo da Arzignano, vengo da una zona in cui l'acqua è avvelenata, perché quest'acqua è avvelenata in maniera legale. Quindi se viene il ministro dell'ambiente ci domanda come va qua? Tutto legale, c'è un decreto di Zaia che dichiara che fino a 390 nanogrammi litro di PFAS l'acqua è potabile. Ma questo decreto non è stato fatto sulla base di un esame scientifico. Non sono venuti qui degli scienziati a dirci, sapete, abbiamo fatto gli esperimenti, eccetera. No, è stato fatto semplicemente in un modo molto più semplice. Zaia ha riunito tutti i gestori dell'acqua e ha detto fin dove potete arrivare. Loro si sono fatti i conti, dice bene, mettiamola a 400, 590, come si fa ai supermercati, si leva qualche cosa, su 400 ci arriviamo. Benissimo, allora fino a 400 va bene. L'Italia può determinare il livello di... Ha stabilito c'è un decreto regionale del 17 settembre del 2017. Cioè l'Italia può determinare se l'acqua è inquinata oppure no. C'è un decreto regionale che stabilisce quali sono i limiti tollerabili dell'acqua. No, scusa. No, lei è agnostico, però dovrebbe sapere che ci sono dei decreti di giunta del decreto regionale che stabiliscono che si può distribuire negli acquedotti acqua fino a un limite di 300 nanogrammi per litro. Questi sono i limiti fissati dalla regione Veneto, la quale poi Zaia poi viene da Arzignano e dice che lui ha fissato 0, non è vero perché il decreto del 17 è questo. Quindi, campagna elettorale. Diciamo che 300, allora, non ci stiamo inventando che 350.000 cittadini del Veneto sono sottoposti a questi inquinamenti. Non ci stiamo inventando che le mamme di Lonigo che sono insorte quando hanno scoperto che nel sangue dei loro figli c'erano centinaia di nanogrammi di questa sostanza. Non possiamo essere agnostici di fronte alla realtà, perché basta guardare, fatevi una passeggiata e vedete cosa è successo vicino a Arzignano. Ci sono i cumuli della discarica che hanno tagliato a metà. Ma io mi domando, quando un ingegnere decide di fare una strada, cosa fa? Prende la carta geografica e fa una linea oppure fa un'indagine sul territorio? È possibile che non si sapeva che lì ci fosse una discarica enorme? E come possono tenerli lì di lato questi rifiuti? Non è legittimo tenere a fianco a una tonnellata di rifiuti come stanno facendo. Quindi non si può dire solo agnostico. Questa strada, io tra l'altro, oltre che essere un obbrobrio, no? Ed essere una cosa che lo dicono tutti perché sta devastando il Veneto, ma a parte questo è passata a diversi metri di profondità nella zona più inquinata dai passi, accanto alla Miteni, che è stata la fabbrica e accanto anche al distretto Concello di Arzignano. Quindi è andata lì a scavare, sconvolgendo quello che è tutto il rapporto idrogeologico di quella zona e quindi diffondendo in maniera ancora più grave questo inquinamento. Non c'è bisogno di agnostico, ma li vai a vedere, si vedono i buchi dove passano. Ma ti ancheggia la postola. Allora se uno non vuole vedere le cose non le vede, ma non c'è bisogno di un scienziato per dire che ti ancheggia la postola. Se io domani vado a un portafoglio in tasca, mi denunciano, mi prendo per via, mi porto. Ma è tutto questo, come le ho spiegato, noi beviamo acqua inquinata con un decreto della regione Veneto, quindi non è un reato. Ma questo non toglie che ci hanno preso il 60% dall'artigianato. Ma non volevo dire, non voglio fare un dialogo con lei, volevo solo fare notare che esiste un'evidenza che non ha bisogno di scienziati, non ha bisogno di medici, nessuno, perché le cose si vedono. Non facciamo come in Sicilia che quando gli domandavi alla gente anni fa la mafia, dice ma che è la mafia? La mafia non esiste mai. Infatti volevo soltanto reinserirmi per sottolineare questo, che io ho citato alcune case concrete con nome e cognome. L'avvocato ha citato il caso di Rosà
dove un giornalista ha scritto una volta che la mafia non c'era mai stata a Rosà e manco la Camorra, e il sindaco, mi pare recentemente, ha detto a Rosà non c'è mafia. Ebbene, nell'88 quella cava Castellana, una delle due cave, era stata venduta dal proprietario Castellan a dei soggetti egizio e romano titolari della società Agizza Spa. Questa società aveva vinto l'appalto per i lavori di pulizia del palazzo che ospita la giunta regionale del Veneto, e alcuni anni dopo, siccome questi qua poi nell'88 furono arrestati, alcuni anni dopo crearono un'altra società con la sede nello stesso edificio della precedente, e questa società, che si chiamava Airgarda, riuscì ad ottenere l'appalto per i lavori di pulizia del Consiglio regionale del Veneto. Questi sono nomi e fatti ben precisi che dimostrano che già da tanto tempo certi personaggi si trovavano di casa. È sorto il dubbio che possa esserci anche ancora a Rosà qualcosa, che abbiano lasciato delle tracce, dei solchi che sono stati riempiti da altri, dato che avevano nel giro di alcuni anni cambiato denominazione, significa che hanno queste abitudini. Allora, attraverso giri e rigiri di società, di amministrazioni, eccetera, io sono convinto, ma è una convinzione, che sotto sotto ci sia qualcosa ancora relativa a questi signori, o meglio a questi camorristi. Ecco. Per quanto riguarda un altro discorso, quello che aveva affrontato il collega Follesa, la SIS a Palermo ha attuato gli stessi metodi che ha attuato qua. Ha fatto disastri, ha creato le condizioni perché la gente esasperata scendesse nelle strade, poi ha offerto la possibilità di affittare un albergo per evitare che continuassero a preoccuparsi, perché le case, gli edifici grossi là tremavano. Perché? Perché non avevano fatto sondaggi, avevano scoperto un fiume sotterraneo. È lo stesso metodo, anche qua hanno proposto di fare dislocare le persone o di pagare gli infissi per non sentire il rumore. E se le case tremano, anche qua tremano le case, e se tremano non c'è bisogno degli infissi. Che senso ha? Mi ha preso in giro. Non è l'unico caso quello di questa zona della Pedemontana e quindi della Sissi, perché nella A22 Verona-Brennero ci sono state questioni riguardanti la presenza di una ditta legata alla Camorra. Nella Serenissima tratto Vicenza, alcuni anni fa, c'è stato il sequestro dei cantieri della Calcestruzzi di Bergamo, che in Sicilia, in provincia di Caltanissetta, aveva accettato o chiesto forniture di cemento depotenziato, quindi si presumeva che l'abbia fatto anche qua, da ditte dell'entourage del giro di Giuseppe Madonia e del clan Cammarata. Giuseppe Madonia è quello che era stato arrestato a Longare. Cammarata invece c'è stata la Zornetta, che nel libro, una giornalista di Friulana, sì, che ha scritto che c'era qualche legame anche con Maltauro da parte di Madonia. Il clan Cammarata della provincia di Caltanissetta è il più potente del comune di Riesi. Bene, Zonin ha comprato in provincia di Caltanissetta a Riesi un feudo e lo ha trasformato in azienda vitivinicola. Ovviamente si poneva il problema della sicurezza di giorno e di notte. In genere un imprenditore onesto, onesto, si rivolge a un'agenzia di sicurezza privata, non può pretendere
che i carabinieri o la polizia facciano dei giri di notte verso il tribunale. Lui invece di rivolgersi all'agenzia privata di sicurezza ha assunto un rampollo di questa famiglia cammarata, il quale non andava a lavorare ma prendeva lo stipendio. È il fenomeno della guardiania. Tutti sapevano che il guardiano era questo qua e guai a chi andava a raccogliere un chicco di notte. Non so se mi spiego. Nel momento in cui si scoprono gli altarini e ci sono degli arresti, i giornali veneti scrivono, a proposito di Zonin, il portavoce della famiglia Zonin, caspita, chi era la famiglia reale che ha il portavoce? Il portavoce ha detto che fa sapere che gli amministratori, i dirigenti della ditta di Riesi sono stati determinanti per questa operazione di polizia. Lo stesso giorno, è chiaro che quando dico una cosa e qualcuno vuole elementi concreti e prove, fornisco le notizie per via mail o per tornare qua con qualche foglio. Allora, Repubblica lo stesso giorno riportava la dichiarazione del procuratore della Repubblica, il quale diceva: questi non hanno fatto niente, quando si sono sentiti con le spalle al muro hanno collaborato. Quindi quando parlavo di consociativismo, parlavo di collaborazione, di imprenditori veneti che andavano e vanno in cerca di rapporti di collaborazione con mafiosi, parlavo anche di questo. Poi ci sono state poi nella A4 Venezia-Trieste c'è stata la ditta De Ecker che ha ricevuto una interdittiva per quel discorso del tavolino nel 91, quindi quando io cito cose del passato del 91 e dell'88 non significa che sono cose che sono chiuse, non se ne parla più, possono avere dei riflessi. Allora De Ecker si era rivolto al ministro Lupi per fare in modo che Lupi dicesse al ministro Alfano di fargli togliere l'interdittiva. Ecco, anche questa è cultura mafiosa, come dicevo prima. Fantastico Sud, ecco, ci sono state quelle vicende, 27 imprenditori diventati imputati, poi alcuni sono usciti indenni, però di fatto hanno svolto determinate attività. Si parlava del ministro Costa. Il ministro Costa è un generale più che dei carabinieri della forestale, quindi è l'unico che poteva avere competenza e chi più di lui, no? Io ho avuto modo con Milioni di essere in una scuola assieme al generale, era Zowi, che era il comandante regionale. Di una chiarezza e trasparenza, ha avuto il coraggio in seno alla commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti di criticare la lentezza con la quale si muoveva in un certo periodo la procura di Verona. Una cosa inaudita, significa che è onesto fino all'osso e ha avuto il coraggio di dire le cose anche nei confronti dei magistrati, e non tutti ce l'hanno. Devo dire, per il ministro Costa, insomma, io a un certo punto avevo preparato degli appunti, però siccome lui all'inizio ha sviluppato meglio e in modo più concreto certi concetti, certi fatti, non li ho detto, però io volevo dire questo: il ministro Costa, i fatti sono semplici. Ci sono state interrogazioni al Consiglio di Montecchio, ci sono state iniziative qua di protesta anche qua, e il ministro Costa ha sollecitato anche la procura, ha mandato i carabinieri del nucleo ecologico e del nucleo subito forestale perché ha sentito o ha letto che la gente si lamentava e ha dichiarato a un certo punto, quando rischi e ritardi nel procedimento della superstrada potrebbero essercene, ma quando si tratta di tutelare la salute dei cittadini credo sia giusto fare chiarezza.
Fare chiarezza significa far emergere anche fatti di rilevanza penale e se c'è qualcuno che deve andare in galera è bene che ci vada, punto, stop. Questo è il discorso. Però no, aspetta, è una semplificazione che non è accettabile. Un minuto. È il giornale che lo ha detto. No, il giornale. No, che è tutto ok. Il giornale. No, tutto ok. Ogni organo dello Stato ha determinati compiti. Il ministro, più di mandare i carabinieri e fare una ricognizione o stimolare la procura, non può fare. Ora il problema è in mano per legge alla procura e alla polizia giudiziaria. Ma attribuire colpe al ministro per cose che non gli competono, lui ha fatto tutto quello che ha potuto. Con questo non intendo difendere il ministro perché di qua o di là, ma o perché sono figlio di carabinieri, eccetera, no. Per dire, le competenze hanno dei confini invalicabili. E lui, la cosa grave è che quello che ha detto invece un neoeletto europarlamentare, il quale ha detto, dice, i territori del nord-est sono sacri e bisogna cambiare il ministro dell'ambiente perché non si rende conto che quando si fanno dei lavori per un'autostrada si scava ed è normale incontrare, scoprire delle discariche. È normale, ce l'ho qua, chi lo vuole leggere? È normale scoprire delle discariche, significa ritenere normale che si creino delle discariche illegali di nascosto e vengono scoperte solo perché ci sono gli scavi, se no è chiaro che se ci sono creano problemi alla salute. Scusate, siamo arrivati a una certa ora, si è fatto tardi, dobbiamo anche chiudere, però vorrei segnalarvi qual è la preoccupazione, cioè che quell'azienda, mi riferivo alla Grica, che ha ricevuto 2 interdittive antimafia, le ha ricevute però dopo il 2015. I lavori sulla viabilità di Montecchio li ha fatti nel 10 anni prima. Il punto qual è? Che noi stiamo qui a sollecitare, perché abbiamo chiamato intimidazioni tipo mafioso? Perché il segnale è preciso, io taglio le gomme, prima ce li ha spiegati anche in altri luoghi cosa è successo l'avvocato destro, parlando di Rosà. Il punto è questo, che noi vogliamo scoprire fra 10 anni che chi lavora in Pedemontana, non sto parlando di questo cantiere ma in generale, no, diciamo, ci siano aziende, ci hanno messo 10 anni però a dirci che alcune aziende implicate nella lavorazione di Valdastico o erano diciamo pericolosamente mafiose, perché l'interdittiva antimafia ha un procedimento lungo e lento e difficile e c'è una riluttanza a farlo perché questo bloccherebbe l'opera se io trovo una situazione del genere. Se lei va nel sito, se noi andiamo nel sito della prefettura troviamo la cosiddetta white list. La procedura è automatica, io mi qualifico, dico che sono un subappaltatore e ottengo a priori entro 30 giorni, questa è una riforma che ha fatto il governo, ma adesso stiamo andando verso lo sblocco cantieri, no. E quindi io entro in white list. Quando è che ci entro nella black list? Quando qualcuno accerta su di me, citava Fanny De Ecker, i rapporti con ambienti, parentele o rapporti strani con ambienti di carattere mafioso. Non vorremmo accorgerci. I segnali però che noi leggiamo sul territorio sono minacce, intimidazioni, atti vandalici di un certo tipo, no? E che sono scoppiati in una concentrazione pericolosa e questo è il punto. L'inchiesta che sta facendo la magistratura sul tunnel di Valugana non posso dare elementi, io le posso dire però che una parola di risposte abbiamo fatti a rotta di collo risposti, li ho firmati io. Cioè, minacce di questo tipo, qui è presente Matilde, può confermarlo, l'abbiamo risolto, cioè gli è stato detto in un confronto con un operaio della SIS che stava demolendo i gessi della sua proprietà, ti tolgo la luce dagli occhi, minaccia di morte, questa cosa qui chiarita subito, io credo che quell'operaio lì non sia più in SIS, perché il direttore lavori ha chiesto alla sua società lo mandi via, lo mandi a zappare, a fare altre cose. Abbiamo fatto l'assegnazione dei carabinieri di Marostica su questa roba qua perché era una minaccia di morte. Sto parlando di 3 anni fa, se non mi sbaglio, Matilde. Quindi voglio dire, ecco,
Questi segnali sono precisi, ma io vi posso anche dire di più. Ho incontrato un viceprefetto della prefettura di Vicenza, il dottor Foglia, con cui ho chiarito questa posizione. Ormai sono trascorsi 3 anni, la risposta che ci è stata data è chiarissima ed inequivocabile. In Pedemontana ci sono persone che lavorano, che hanno precedenti specifici legati alle cose che ci ha detto il professor Guidotto, cioè che hanno precedenti per mafia, che avranno pagato il fio sicuramente, perché non tutti sono ai top, capifamiglia o altre cose, altre gradualizzazioni. Ci sono anche le persone che sono o disponibili o che sono dei semplici, come si può dire, ciotti da strada, o che hanno avuto e che comunque hanno diritto di lavorare, però hanno un metodo, e questo confronto con la prefettura, vi posso assicurare, c'è stato. Dov'è il livello che sta mancando? Ma qui è evidente, no? Il livello più vicino al cittadino, che è quello dell'amministrazione locale. Io sono sicuro che a livello provinciale o a livello regionale chi si occupa di mafia queste cose le sta monitorando, non posso avere dubbi su questo, però qualcosa è sfuggita sul livello, e quindi l'organo di polizia giudiziaria sul territorio, la caserma dei carabinieri, che deve essere attenta. Io mi ricordo benissimo cosa mi ha detto il comandante della stazione dei carabinieri quando c'è stata la prima assemblea, perché era un po' scalmanato. Qualcuno era presente, si ricorda che cosa ho detto? Ho detto: mandiamo via i cittadini di Maladensi e mettiamo dentro la SIS nelle case, perché sono così, lavorano e io stiamo impazzendo, ho detto qua, no? Il maresciallo di carabinieri mi ha detto di stare calmo, perché se no mi portava fuori. Io non sto calmo, ho detto, io non sto contestando, non sto mica facendo nulla, ho detto no. In realtà mi è stato spiegato che a denunce precise non c'è stata una conseguenza, e questo è il punto, che poi il generale Costa si preoccupi di mantenere un equilibrio anche in quel governo, sono fatti del generale Costa, è anche un obbligo politico, è una figura politica, però se lei si ascolta la registrazione della commissione Ecomafia, 8:30 di mattina di quando è uscito l'articolo, 2 giorni prima è successo, no? È molto preciso. Per quanto mi costa adesso, io posso dire che c'è una legittimazione, certo, ma però va avanti. Noi la stiamo contestando sul piano giuridico da una vita, perché non molliamo l'osso, e sul piano politico la contestiamo anche. Quindi questa serata era per fare autoformazione, per capire che queste cose qui non è che siamo sul pianeta. Cioè, io vengo da un paese che si chiama Trissino, in cui è stata chiusa una pizzeria, lo ricordo a tutti, ogni volta in chiusura ve lo devo dire. Lì c'erano 4 persone indranghetisti di primo livello, Belloni li descrive con chiarezza, no? Questi qui avevano lo scopo di radicarsi, uno si era sposato aveva un figlio con una ragazza di Trissino e aveva aperto una pizzeria, prima chiusa per interdittiva antimafia, la prima in provincia di Vicenza, firmata dal prefetto, cambio del prefetto, cambio del comando provinciale dell'arma e cambio anche del questore. È un dato tecnico questo, che lo rilevo come tecnico. Questo signore poi viene arrestato, scappa in Germania perché ormai gli stavano sul collo, e gli altri 3 che giravano in pizzeria erano, diciamo, uno aveva un soprannome che dovrebbe intimidirci, si chiamava un bandito. Cioè no, ma non c'è mica da ridere, perché se leggete la pedina penale viene paura, e questi rapporti... Sì. No, era calabrese. Ecco, allora io voglio chiudere. Prima vi ho proiettato l'area di Scherzano Ionico. Perché? Perché è l'area da cui proviene l'azienda principale che lavora nel cantiere di Vallurana. Stanno a casa nostra, vogliamo sapere da dove vengono da lì. Costa o litorale Lucano, confine con la Calabria. La parte che non dà verso Taranto, ma che dà verso la parte ionica della Calabria. E la famiglia a cui appartenevano le persone che io ho incontrato, perché se andavo a comprare la pizza in quella pizzeria Trissino, si dava una pizza così con un bottiglione regalato, praticamente, cioè a 10 euro ti portavi via 4 pizze praticamente, che era una cosa molto strana. Cioè, insomma, il fatto è che loro venivano da Cirò Marina, una delle cosche di 'ndrangheta più pericolose anche rispetto al meccanismo dei sequestri che si sono sviluppati nel nostro territorio. Allora, l'amministrazione comunale, rispetto alle denunce che facciamo noi, non è che deve dire va tutto bene, porta a progresso sta strada, perché noi potremmo uscire meglio secondo qualcuno, ma può entrare anche altra cosa, e noi non abbiamo
Gli anticorpi dobbiamo farci, dobbiamo chiedere come cittadini che vengano fatti. Io volevo aggiungere una cosa, se era possibile. Sì. Che io e te, da sempre abbiamo avuto anche modo di poter portare anche carte al Ministero, certo, e a informare. Successivamente ci siamo, diciamo, trasformati soprattutto nella comunità di Vallugana, perché abbiamo capito che c'era un silenzio assordante in una problematica che, insomma, voglio dire, avevamo sentenze che ci tutelavano, ci dicevano non vi preoccupate, 600 metri di galleria ce ne andiamo, e noi abbiamo sperimentato cosa fossero 600 metri di galleria lavorati, cosa ci siamo respirati in quel periodo lì. Poi successivamente ci hanno fregati sostanzialmente, e la cosa ci ha lasciato ancora più esterrefatti il fatto di avere ancora silenzio, nonostante appunto avessimo portato avanti un ricorso, nonostante avessimo fatto denunce, nonostante fossimo andati anche alla Camera dei Deputati a denunciare. E tutto questo ha portato anche dei comportamenti, cioè abbiamo cercato di portare dei riflettori su questo cantiere, e ha portato ad avere poi delle conseguenze sulla vita privata di ognuno di noi, perché la mia famiglia in primis, ci sono state altre persone che hanno avuto altri problemi e hanno avuto altre, diciamo, minacce. L'unico problema è che si cerca sempre di dividere, no? Come dalla Chiesa, si cerca sempre di isolare, no? Perché ad esempio a Santo Mio noi di Vallugana siamo dei rompimaroni, cioè è stato detto da molte persone di Santo Mio che noi siamo dei rompimaroni, però il problema è qui che noi abbiamo bisogno di essere uniti, perché cioè, noi siamo tutti una comunità unita, noi siamo tutti un comune di Malo, noi siamo tutte delle persone, e noi di Vallugana abbiamo un disagio maggiore, però le persone di Santo Mio, di Malo, devono informarsi di come stiamo vivendo noi, perché siamo vostri concittadini. Quindi io stasera vedo delle facce di Santo Mio e sono contento, e spero che prossimamente che noi di Vallugana non dobbiamo apparire come dei rompimaroni, perché stiamo cercando di respirare aria normale e di avere una vita normale, e perché stiamo denunciando delle cose, dei fatti gravi. E la cosa che io spero, che visto che sono usciti anche i carabinieri forestali, voglio dire, non me ne frega niente, per Zaia non esistiamo, no, perché per Salvini non esistiamo, tutto va bene. Noi non me ne frega niente di Costa che dica cose, non me ne frega niente, io voglio vivere e respirare aria pulita. Non me ne importa niente di tutto il resto delle dichiarazioni, perché sono politici. Loro dicono che cavolo che vogliono e tirano l'acqua al loro mulino. Io voglio vivere e voglio essere un cittadino che fa rispettare le regole. Ma cosa deve valere per me, perché ho il disagio sotto casa, ma deve valere per le persone di Santo Mio e di Malo, perché, ripeto, siamo una Dobbiamo chiudere però. Cerca di chiudere. Perché sono le 11 abbiamo degli obblighi. A parte il fatto che le micropolveri sono talmente piccole che sono delle polveri talmente microscopiche che quando noi le respiriamo non vengono intercettate né dal naso né dalla trachea né dai bronchi, eccetera. Vanno direttamente dentro i globuli rossi, vanno direttamente dentro le cellule umane, e col tempo, non domani mattina, ma anche fra 5, 6, 7 anni, provocano un tumore al polmone. Questo è chiaro. Quindi chi si vede queste polveri sparate ogni giorno, giustamente ha diritto a dire io mi devo proteggere. E allora il sindaco è il responsabile della salute di tutta la città. Ed è il primo che quando c'è una zona della città in cui c'è una sofferenza, per prima cosa è il sindaco, che è il sindaco di tutti. Certo, non è che è il sindaco della maggioranza, è il sindaco di tutti. Deve andare a verificare cosa succede. E se in quel posto c'è un disagio forte sanitario, magari si può fare appoggiare da esperti medici, eccetera, perché queste cose poi c'è anche l'ansia, la signora che va l'ansia, a parte i danni, eccetera. Allora lui, come responsabile sanitario, ha il dovere di intervenire. E c'è un dovere che è un dovere anche europeo. E che significa? Lui a questa cosa ha detto che il danno anche dopo molti anni che può venire. Ed è il principio di precauzione. Il principio di precauzione stabilisce che l'autorità
e si accorge che in questo caso nel proprio comune c'è una parte della popolazione sottoposta a un rischio, come aveva parlato prima giustamente il nostro operatore di un rischio, c'è un evento che nel tempo può verificarsi, no? Allora deve proprio applicare il principio di precauzione. Questa opera si deve fermare se è vero che c'è questo rischio. Quindi l'unica cosa che si deve verificare se il rischio c'è o non c'è. Ma il rischio sulle micropolveri è un fatto ovvio, visibile e sensibile. Basta chiamare qualunque medico che lo può dire. E quindi il sindaco deve correre in soccorso dei propri cittadini. Non può starsene in comune seduto e dimenticarsi che c'è della gente che soffre del suo comune in una comunità. E questo è il suo compito. Siamo in un regime democratico, proprio perché la democrazia significa che c'è qualcuno, il responsabile di questa città che è stato eletto, che si fa carico della salute di tutti i cittadini. E se una zona è attaccata, una zona importante, perché una vallata, eccetera, e tutti gli abitanti di quella zona sono a rischio, deve correre immediatamente. Non è che il sindaco va soltanto quando c'è il terremoto e va a visitare o può pigliare pubblico, no, il terremoto, eccetera. No, questo è come il terremoto. Questo è come il terremoto. C'è una zona della città che è fortemente colpita e il sindaco come minimo deve visitare gli abitanti, trovarli uno per uno, entrare nelle case, accertarsi sulle superfici, fare gli esposti per avere l'aria pulita, capire se sparano un po' di notte, tutte quelle cose che sono state dette che non sono successe. Questo è